Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre, tanti davvero oggi gli argomenti all'ordine del giorno, la cronaca in primo piano perché in aula bunker c'è il processo Casalesi, una nuova udienza con l'arrivo dei testimoni, ci collegheremo fra poco con la nostra Anna Maria Parisi, poi andremo a Padova dove ricordiamo è stato denunciato il presunto investitore pirata della strada che ha ucciso un banchiere e poi è fuggito. Ma ancora poi a Treviso perché è stato messo a segno un colpo in una casa, anzi il proprietario ha sorpreso il ladro in casa ed è stato minacciato con il coltello. Dunque davvero tanti gli argomenti, poi parleremo ovviamente di politica, torneremo a parlare del terremoto che ha distrutto, che ha devastato la Turchia ed ancora andremo a Trieste perché oggi, questa mattina, c'è stato l'arrivo del Presidente del Parlamento Ignazio La Russa che ha fatto una visita veloce, lampo, a Basovizza, quindi poi ci collegheremo con i nostri colleghi di Trieste. Ed ora invece ci spostiamo a Rovigo perché i vigili del fuoco sono intervenuti per una sbarra di passaggio a livello ferroviario che abbassandosi si è incastrata tra la cabina e il semirimorchio di un auto articolato in transito. Nessuna persona è rimasta ferita, i pompieri accorsi dalla centrale con 2 squadre hanno provveduto al rialzo della sbarra che non ha subito nessun danno. La circolazione ferroviaria lungo la linea Rovigo-Verona ha ripreso regolarmente e sul posto per i rilievi la polizia ferroviaria e quella locale. Parlavamo prima del processo Casalesi, io la vedo già sul nostro schermo, la nostra Anna Maria Parisi. Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, e ci troviamo qui in diretta come hai anticipato poco fa tu in aula bunker a Mestre dove si è tenuta questa mattina, si sta tenendo per la verità da questa mattina e dalle 10 di questa mattina una nuova udienza a carico dei cosiddetti Casalesi di Eraclea che sono arrivati questa mattina alle 9:50, erano già tranquillamente seduti in aula, padre e figlio, i Donadio, cioè il presunto boss dei Casalesi di Eraclea, Luciano Donadio, con il figlio Adriano Donadio. Sono arrivati da uomini liberi, visto che appunto dopo aver scontato 4 anni di carcere il Tribunale ha deciso, a sorpresa detta anche di alcuni avvocati difensori di altri imputati, di scarcerarli, visto che comunque sarebbero decaduti di lì a poco i termini. Quindi dicevo in aula con loro anche altri imputati a cui al momento viene ancora contestato il 41 bis, ovvero l'associazione per delinquere di stampo mafioso sulle infiltrazioni della camorra nel Veneto orientale. Ecco, con loro in aula dicevo anche altri imputati, tra cui Antonio Pacifico, presunto affiliato alla cosca dei Casalesi e presunto anche, tra le altre cose, pusher della stessa. Oggi in aula vietate le riprese televisive, le fotografie ai Donadio de visu, ripresi cioè frontalmente, potevano essere riprese soltanto di spalle, così quanto disposto con ordinanza dal presidente del tribunale Stefano Manduzio, che ha accolto l'istanza dei difensori di Luciano e Adriano Donadio, gli avvocati Renato Alberini e Giovanni Gentilini. Oggi in aula perché? Perché comunque il processo continua a loro carico e a carico degli altri 12 imputati, tutti scarcerati, perché vengono ascoltati dei testi, sono tutti testi bancari, dirigenti di banca, a cui vengono contestati ingenti richieste di finanziamento e sconfinamento di conti bancari, Daniela, a società legate ai Donadio. C'è da dire un'altra cosa, Daniela, che oltre a questo processo c'è un altro filone sempre nel campo delle stesse indagini, quello legato al Mirko Mestre, lo ricorderai, l'ex sindaco di Eraclea, che
ha patteggiato insieme ad altri imputati e che era stato accusato di come dire, voti di scambio per essere rieletto a sindaco. Ecco, per quanto attiene a questo filone, Daniela, c'è una sentenza che è la sentenza del rito abbreviato che riconosce l'associazionismo mafioso e di cui ci sarà una prossima udienza il 21 aprile in Cassazione, cioè a Roma. Quindi che cosa accade ora? Che questo processo, che dovrebbe terminare, se vengono rispettate tutte le scadenze, prima dell'estate, entro maggio, con questo processo c'è il rischio che poi non venga riconosciuto l'associazionismo di stampo mafioso, ma solo di tipo delinquenziale, e quindi si avrebbe con l'altro filone di indagini il rischio che ci possano essere a fine maggio prossimo 2 sentenze distoniche. Tutto da vedere, queste sono soltanto delle considerazioni personali e non soltanto, Daniela. Se non hai domande ti restituirei la linea. Sì, Anna, magari vediamo anche insieme. Ieri insomma, abbiamo visto che a Eraglea ci sono stati insomma, dei fuochi d'artificio. Sì, grazie per l'assist. Infatti sì, ci sono stati dei fuochi d'artificio e sono stati quelli che di benvenuto, diciamo così, che la fidanzata del figlio Donadio ha così preparato per questo party organizzato di benvenuto per padre e figlio che venivano rilasciati. Allora, a tal proposito, vediamo sia il servizio che riguarda questo e non soltanto episodio, e poi a seguire le reazioni della gente di Eraclea. Sentiamo come ha accolto la notizia. Sono stata informata già ieri sera di questo episodio che è successo verso le 10:30, 10:40. Mi hanno riferito che è un episodio durato pochissimi minuti, quindi l'interpretazione che vogliamo dare è quella, probabilmente hanno deciso di festeggiare così, ma sono subito intervenuti i carabinieri, i quali stanno facendo gli accertamenti anche sulla mancata autorizzazione di questi fuochi dei quali nessuno aveva chiesto nulla in comune. L'amministrazione intanto è pronta a prendere provvedimenti in merito all'episodio avvenuto ieri sera. Si pensa che sia stato solo un festeggiamento tra familiari e gli autori del gesto ora rischiano solamente una multa. È un effetto di stupore perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente il fatto che lui sia libero di girare gli è previsto dal provvedimento del giudice solamente la dimora nel comune dove ha eletto la residenza e di conseguenza è una sua libertà e facoltà a girare per tutto il paese. Diciamo che non ci stupiamo di questo proprio perché è nelle sue facoltà. Il processo è in corso, ma nell'attesa della sentenza è stata disposta la liberazione per Donadio come per tutti gli altri imputati. Dopo 1 anno e mezzo di commissariamento, ora il comune di Eraclea punta al rilancio con iniziative e convegni, ma l'opposizione, pur condividendo le parole del sindaco, puntualizza la mancata adesione ad avviso pubblico. Ho un rammarico, quello di aver presentato la mozione per aderire all'avviso pubblico che non è stata accolta. Ecco, io credo che si poteva fare di più in questi 2 anni e mezzo in termini di educazione civica. Il sindaco però non ci sta e spiega le sue ragioni. Perché io la vedo come una strumentalizzazione politica, così come è stata posta e così come c'è la provenienza di avviso pubblico che secondo me non è completamente neutra a un'appartenenza politica. Ritengo che sia l'ennesimo tentativo di strumentalizzare un argomento per fare notizia o per fare un po' di clamore. Ecco, queste le dichiarazioni del sindaco proprio poche ore fa, ieri pomeriggio, e sentiamo anche qual è stata la reazione dei residenti di Eraclea, naturalmente molto sorpresi dell'accoglimento dell'istanza dei legali dei Donadio. Ricordo, prima di salutarci, che le prossime udienze qui in Aula Bunker a Mestre saranno sempre in febbraio 16 e 23 prossimi. Allora, la linea adesso, prima di passarti la linea, Daniela, sentiamo come ha reagito la gente di Eraclea.
Non so, questa faccenda mi puzza un po', vorrei capire da cittadino normale cosa è successo, insomma, tutto qua. A Eraclea la gente ne parla. In casa Donadio si festeggia, anche se in modo plateale, il ritorno a casa di Luciano e del figlio dopo quasi 4 anni di detenzione. I fuochi pirotecnici di ieri sera non sono piaciuti a tutti e il sindaco ha già promesso sanzioni. Intanto la gente commenta. Come cittadino sono un po' amareggiato comunque. Cosa ne pensa del fatto che hanno fatto i fuochi d'artificio, hanno festeggiato? No, io non sono a conoscenza di questi fatti, però diciamo se hanno festeggiato ci sarà una motivazione. È una motivazione che diciamo che dà un po' fastidio. La piazza Garibaldi era semideserta nella mattinata e vicino al punto SNAI intestato al figlio di Donadio Adriano, ancora chiuso da anni, qualcuno aveva notato Luciano passato vicino al bar poco lontano. Non tutti a Eraclea hanno voglia di parlarne, ma chi lo fa si interroga sul processo ancora in corso e sul suo esito ancora incerto. Io da piccolo imprenditore, dove ho avuto un ammanco abbastanza consistente, e in questo momento sento persone che gioiscono alle mie spalle, però i soldi io non li ho mai ricevuti. Ed ora invece andiamo a Treviso ed esattamente a Casier, Dosson di Casier, dove un proprietario ha sorpreso un ladro e dopo è stato minacciato con un coltello, ma ci racconta tutto il nostro Nicola Marcato. Nicola, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, è allarme furti nelle abitazioni nella zona fra Casier e Dosson. Furti organizzati da una banda, la stessa banda secondo le prime indagini dei carabinieri. Furti perpetrati insomma da 4-5 persone ben organizzate, dei professionisti. Noi ci troviamo adesso in Viale delle Industrie a Dosson, è una zona che oltre alle fabbriche ha anche delle case isolate. Queste ecco le ragioni che hanno portato probabilmente questi malfattori a colpire nella zona. Nelle ultime settimane le case colpite sono 4-5. I carabinieri, come vi ho detto, stanno indagando, ma vorrei raccontarvi nel dettaglio cosa è accaduto qui in Viale delle Industrie, in una piccola villetta abitata da 2 sposini. I malviventi sono entrati all'incirca verso le 18 della sera, quando comincia a fare buio. Sono stati subito localizzati dall'allarme perimetrale, per cui il proprietario di casa che lavora nelle vicinanze è stato subito allertato, dopodiché si stava recando nella propria abitazione quando dopo pochi secondi era scattato anche l'allarme della porta finestra della cucina. I ladri imperterriti, nonostante sia suonato l'allarme, hanno continuato nel loro intento. Lui è arrivato in bicicletta e ha visto la casa con la porta aperta, è entrato dentro e ha trovato 2 malviventi che erano su nella camera e un altro in un'altra stanza. Quando li ha visti ha tentato di reagire, ma a quanto pare, e qua ci sono le indagini in corso, non abbiamo ben capito, sembra che uno dei malviventi abbia tirato fuori un coltello, altri erano armati di arnesi da scasso, lo hanno minacciato. A quel punto il ragazzo, il signore, ha alzato le braccia e si è messo da parte, che i malviventi gli hanno detto fermo, vai via. Lui a quel punto è stato anche spintonato e i malviventi sono fuggiti. Ecco, non poteva far altro, anzi le forze dell'ordine su queste cose sono molto chiare. Bisogna cercare di evitare qualsiasi contatto con i malviventi, bisogna chiamare le forze dell'ordine che intervengano sul posto, perché queste cose potrebbero finire veramente male. Fortunatamente non è successo nulla, i malviventi non l'hanno ferito, ecco. Però qui nella zona tra Casier e Dosson è in aumento la paura fra i residenti. E qui con noi abbiamo anche il sindaco Renzo Cararetto, sindaco di Casier, che potrà rispondere sulla preoccupazione dei residenti della zona. Secondo lei
insomma, le forze dell'ordine ci sono, pattugliano, però i furti continuano ad esserci, anche in pieno giorno, anche con le persone all'interno delle abitazioni. Cosa ne pensa lei a riguardo? Ne penso che purtroppo i disgraziati ci sono e naturalmente non sappiamo mai a che ora si muovono e dove si muovono. Naturalmente siamo in sintonia, fiduciosi, e sicuramente le forze dell'ordine stanno indagando e probabilmente hanno anche delle indicazioni buone per arrivare a capire chi è e chi sono questi malviventi. L'unica cosa che mi sento di dire è che naturalmente sia come forze dell'ordine, sia come sorveglianza, sia come controllo di vicinato ci si sta mettendo tutti a disposizione, però quello che mi raccomando direttamente, come lo stiamo facendo, dando indicazione a tutti i cittadini, è che bisogna stare anche attenti a quelle che sono le abitazioni, che non è in questo caso, ma tante abitazioni che giustamente quando si va a lavorare si lascia tutto aperto, poi sappiamo nell'imbronire, no? Quando che comincia a scendere il sole e fa un po' di buio, non possiamo pensare di lasciarle al buio, cioè bisogna cercare di mettere magari una lampadina, qualcosa che si accenda nel momento in cui passa qualcuno, perché non basta solo l'illuminazione pubblica, perché a me è capitato anche che mi tagliano il cavo dell'illuminazione. E poi ci deve essere anche un certo controllo di vicinato, cioè il vicino che nota dei movimenti sospetti, delle macchine sospette, magari può intervenire avvisando il vicino di casa, avvisando le forze dell'ordine. Sì, sicuramente questo, è che però l'aiuto deve esserci, perché se noi riusciamo a fare quella rete che ci si comunica sempre continuamente certi spostamenti, però quello che mi raccomando è che, come in questo caso, cioè di essere non subito avventurieri nell'affrontare, ma chiamare subito le forze dell'ordine. Oltretutto abbiamo la fortuna di avere anche la caserma qui vicino e che magari la pattuglia è vicino e potrebbe anche intervenire all'istante, proprio per salvarci la pelle, perché sappiamo che questi disgraziati non hanno niente da perdere. Dunque non voglio fare allarmismo e dunque dovremmo attendere e capire bene le forze dell'ordine come si è sviluppato l'episodio, però quello che mi raccomando è di stare sempre molto attenti e cercare soprattutto di sorvegliare o far sorvegliare l'abitazione, magari con queste possibilità, come dicevo prima, di illuminazione. Ecco, se non hai domande da studio, noi ti restituiamo la linea. Grazie davvero Nicola, grazie anche al tuo ospite, grazie. Noi andiamo avanti e continuiamo a parlare di cronaca, invece ci spostiamo però ora a Padova, dove vi ricordo è stato denunciato il presunto investitore che avrebbe ucciso un banchiere. Noi andiamo a Padova, dove per noi, eccola qui, la vedo sullo schermo, la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Daniela, siamo tornati nel luogo dell'investimento mortale avvenuto lunedì sera. Sono comparsi anche dei fiori arancioni questa mattina, mentre la svolta nelle indagini è arrivata ieri in tardo pomeriggio. La polizia locale ha individuato il presunto pirata della strada che avrebbe investito il 55enne bancario Fabrizio Coppetti, lasciato agonizzante qui nel luogo in cui mi trovo e poi deceduto poche ore dopo in ospedale a Padova. Fondamentali sono state le telecamere di sorveglianza che hanno inquadrato la zona qui vicino al punto dell'incidente. La macchina del pirata della strada, il presunto pirata della strada, presenta vistose ammaccature. Noi ieri siamo riusciti ad intervistare Michele Salmaso, 58enne, al momento denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sentite cosa ha detto ai nostri microfoni. Io l'uomo non l'ho proprio visto, perché era buio, vestito di scuro. Chi è che l'ha visto? Per me era il cartello, perché l'ho visto per terra. Lo ripete in continuazione Michele Salmaso, 58 anni, padovano. È lui il presunto investitore che lunedì sera ha travolto il bancario Fabrizio Coppetti, trovato agonizzante alla rotonda tra via del Plebiscito e via Avanzo e poi morto in ospedale a Padova. Salmaso ricostruisce quei minuti.
Ho fatto la rotonda, ho sentito un botto sul vetro e praticamente non ho visto niente, non ho visto nessuno, ero convinto di aver preso, dopo sono sceso, di aver preso un cartello, ma dopo ho visto il cartello per terra, ero convinto di aver preso un cartello di quelli dei cantieri che si mettono per terra, perché il vetro, da come era messo, sembrava con due... ho detto, ho preso il cartello, ho rotto il vetro. E sono andato via, ma mi sono fermato a guardare. Ci tiene a precisare di non essere fuggito, ma di essersi fermato per guardare, ma di essere convinto di aver travolto un cartello stradale. Non sono scappato, sono stato lì appunto a guardare perché il botto ho preso anch'io paura. È logico, sono sceso dalla macchina per guardare meglio, così, perché chi è che sa qualcosa? Già la zona è un po' scura com'è, un po' così, ma io, ripeto, l'uomo non l'ho proprio visto. Mi è arrivata come una fionda sul vetro. Le prove però raccolte sono parecchie. La sequenza delle immagini delle telecamere che lo riprendono prima sul cavalcavia Grassi, sopra via Friburgo, e poi nel tratto tra via Avanzo e via Perosi, nello stesso momento in cui il bancario viene ripreso a piedi, e poi le ammaccature vistose sulla sua auto. Per questo Michele Salmaso al momento è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Quando gli agenti della polizia locale di Padova martedì sera hanno suonato alla sua porta, il 58enne non si aspettava certo di essere coinvolto nella morte del bancario. Io, guardi, che non ho guardato il telegiornale, non ho guardato niente, perché io non ho guardato i telegiornali, perché io ho sentito quel botto lì, ma non ero preoccupato di niente, convinto proprio che fosse stato il cartello, non ero preoccupato di aver preso qualcos'altro. E appunto, come avete sentito, sono state le telecamere di sorveglianza 800, quelle posizionate in città, che sono riuscite ad inquadrare e a cristallizzare la scena dell'investimento. In particolare ci sono un paio di telecamere, quelle che riprendono il passaggio dell'auto di Michele Salmaso sul cavalcavia Grassi, e poi poco dopo lungo via Avanzo all'incrocio con via Perosi, telecamere che, confrontando gli orari, coincidono proprio con quelli in cui Fabrizio Coppetti, il bancario morto, stava attraversando questo punto della rotatoria. Quindi le immagini sono state fondamentali per restringere il cerchio delle auto transitate in quel momento. La polizia locale ha controllato numerosi veicoli fino a trovare appunto quello di Michele Salmaso, che presenta vistose ammaccature. Ci saranno ovviamente ulteriori accertamenti, come si attendono anche gli esiti dell'autopsia sul corpo di Fabrizio Coppetti, che è stata svolta ieri, ma ricostruiamo insomma come si svolgeranno le indagini nei prossimi giorni, e soprattutto anche il commento dell'assessore alla sicurezza Diego Bonavina, soddisfatto per il lavoro fatto dalla polizia locale e dalle telecamere. E io lancio il servizio e restituisco la linea allo studio. Ancora una volta sono state le telecamere di sorveglianza a permettere agli uomini della polizia locale di individuare in appena 24 ore il presunto pirata della strada che lunedì sera ha travolto il bancario Fabrizio Coppetti alla rotonda tra via del Plebiscito e via Avanzo a Padova. In città sono circa 800 le telecamere posizionate sul territorio, e quelle della zona hanno ripreso proprio Coppetti mentre camminava verso casa. Gli agenti hanno così ristretto l'orario del passaggio del bancario nel punto dell'investimento e hanno controllato tutte le targhe delle auto in transito in quel momento, controllando soprattutto i mezzi. Tra questi c'era la Citroen C1 di Michele Salmaso, il 58enne, che ora è indagato per omicidio stradale. La polizia locale ha fatto un lavoro straordinario, perché in pochissime ore è riuscita a risalire a come si è verificato il sinistro, e questo grazie a quello che è stata un'idea dell'amministrazione comunale, e di cui oggi dobbiamo veramente essere contenti di quello che è stato l'idea di investire parecchi milioni di euro sugli impianti di videosorveglianza. Nel caso specifico, rivedere tutte le immagini delle telecamere, incrociandole con i dati delle telecamere per la rivelazione delle targhe, siamo riusciti a ricostruire tutto. L'auto è stata sequestrata, presenta vistose ammaccature nella parte anteriore. Sono in corso rilievi anche da parte della polizia scientifica della questura, che ha raccolto e repertato resti organici trovati sul parabrezza. Nel frattempo ieri è stata eseguita l'autopsia sul corpo del 55enne bancario originario di Gemona del Friuli. Ci vorranno 2 mesi per gli esiti, ma l'esame servirà per capire se il ritardo nell'allerta dei soccorsi possa aver causato la morte.
Ve l'avevo anticipato prima, ora andiamo invece a Trieste perché il presidente Ignazio La Russa ha fatto una visita veloce al Sacrario di Basovizza e ne parliamo, lo vedo già sul nostro schermo con Umberto Bosazzi. Buongiorno Umberto. Sì, siamo collegati da Trieste, dalla foiba di Basovizza. Si è conclusa circa una ventina di minuti fa la visita del Presidente del Senato Ignazio La Russa. Ignazio La Russa non potrà partecipare domani alle commemorazioni ufficiali del Giorno del Ricordo qui alla foiba e quindi ha deciso di anticipare di una giornata questo appuntamento. Fondamentalmente si è trattato di una visita ufficiale, non di una visita privata come si era pensato in un primo tempo. La visita è stata molto breve, La Russa ha scambiato poche parole con i giornalisti, soprattutto quella più significativa è stata la sua battuta quando le abbiamo chiesto se è possibile ritirare l'onorificenza che fu concessa al maresciallo Tito qualche anno fa qui a Trieste. È molto sentito questo problema. La Russa ha risposto: dipendesse da me gliel'avrei già ritirata. L'aspetto più significativo, ripeto, di una presenza ufficiale ma comunque veloce è stato quello che il Presidente del Senato si è inginocchiato davanti alla foiba e questo ha un significato molto particolare. Tra l'altro ci hanno fatto notare che qualche anno fa, parecchi anni fa, credo forse il 1991, già l'allora Presidente della Repubblica Cossiga si era inginocchiato davanti alla foiba. Però in quella circostanza il Giorno del Ricordo non era stato ancora istituito. Domani la cerimonia ufficiale, oggi, ripeto, soltanto questo breve ma intenso e significativo passaggio del Presidente del Senato Ignazio La Russa, che poi alle domande dei giornalisti si è limitato a rispondere a quelle dedicate esclusivamente al Giorno del Ricordo e a problematiche adesso affini. Io vi restituirei la linea. Grazie davvero. Non so se riusciamo ad avere, se abbiamo già la possibilità di sentire le interviste ai parenti infoibati, se la regia li ha, vediamo se riusciamo a sentirli. Non ci sono ancora, quindi io ringrazio davvero Umberto Bosazzi per essere stato con noi. Noi intanto ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio con altra cronaca. Siamo tornati in studio, dunque adesso possiamo farvi vedere le parole del Presidente La Russa a Basovizza. Un ricordo doveroso quello che lei ha fatto oggi a Basovizza. Doveroso ma anche profondamente sentito. Io faccio parte degli italiani, per la verità non eravamo la maggioranza, che hanno sempre conosciuto il dramma non solo delle foibe ma anche dell'esodo doloroso dalle terre che erano italiane. E oggi appartiene, credo, a tutti gli italiani ed è un segno importante della nostra comunità nazionale che tende a una storia condivisa, fintanto che la vicenda delle foibe, la vicenda dell'esodo non è appartenuta a tutta la comunità nazionale, credo che non si potesse parlare di storia italiana condivisa. Oggi questo mi lascia sperare su un percorso che va completato ma che è già in corso. Salvo Sardatini ha detto che richiederà una commissione d'inchiesta proprio sui silenzi della foiba. Sì, ho detto che lo farò valutare, naturalmente non dipende dal Presidente ma dai parlamentari, ma credo che non ci siano molti motivi, molti dubbi su quale è stata la causa dei lunghi silenzi né quale sia stato il momento in cui questi silenzi sono stati interrotti. Ho l'orgoglio, il profondo orgoglio di essere stato capogruppo di Alleanza Nazionale quando diede l'incarico a Roberto Menia, aiutai Roberto Menia che aveva sottoscritto la proposta di legge con cui venne istituita la giornata
del ricordo e lavorai poi affinché quella legge passasse praticamente all'unanimità. Votarono contro solo 12 deputati, mi ricordo molto bene che furono solo 12, ma c'erano 12 che votarono contro, ma l'orgoglio fu di farla diventare un'occasione largamente condivisa e conservo quel ricordo come un motivo di orgoglio personale, ma credo di crescita di tutta la comunità nazionale. Presidente, ricordiamo anche tante vittime militari in queste foibe. In queste foibe ci sono vittime innocenti, militari per motivi di ideologia, ma più semplicemente la verità è perché erano italiani. Questa è la vera causa che scatenò l'odio titino, l'odio dei comunisti che avevano, per carità, vinto la guerra, avevano motivi di revanchismo, tutto quello che volete, ma che scatenarono qui un odio bestiale che giustamente oggi viene ricordato per quello che fu non solo da noi, ma anche dai paesi, dalle nazioni che oggi sono vicine all'Italia e che insieme ricordano come un qualcosa che non debba mai più ripetersi l'odio che c'è stato tra i popoli e l'odio che c'è stato nei confronti degli italiani. In questo senso si può arrivare al ritiro dell'onorificenza Tito? Non dipende da me, dipendesse da me l'avremmo già fatto. L'impegno di Mattarella con il presidente Pahor qua quando è venuto, quanto è stato importante, e anche sempre si chiede anche la presenza del presidente croato qua. È quello che cercavo di dire prima, oggi sia l'Italia, sia la Croazia, sia il presidente Mattarella che il presidente croato, sia i nostri popoli amici hanno ben chiaro quello che significarono le foibe, che significò l'esodo dalla Dalmazia, da Istria e da Fiume, e questo è un segno di crescita e di amicizia rinnovata tra noi, la Croazia e i popoli che un giorno erano nemici. Ed ora invece sentiamo le parole dette ai nostri microfoni dai parenti infoibati. Sì, siamo parenti di Norma Cossetto, per cui ci faceva piacere essere qui oggi e anche domani. Che cosa significa il fatto che dopo tanti anni, dopo troppi anni di determinate cose si sia ricominciato a parlare e peraltro che cosa significa il fatto che Norma Cossetto sia assunta un po' anche a simbolo di tutto ciò? Sì, Norma è stata, come dire, un po' l'apripista di tutte queste tragedie. E secondo noi è fondamentale, importante, preziosissimo che si sia iniziata a parlare e che soprattutto si sia iniziata a dare voce alle persone che veramente hanno subito, hanno visto e vissuto sulla loro pelle queste tragedie, e anche noi come discendenti cerchiamo di portare avanti queste testimonianze. Io sono la nuora di un infoibato nella quale famiglia sono state infoibate altre 7 persone, 3 proprio nella nostra famiglia e gli altri 4 parenti vicini, ancora fra i primi nel 1943 in Istria. La nostra associazione dei familiari degli scomparsi e infoibati in Jugoslavia da anni sta facendo ricerche su dove sono finiti i nostri cari. Ancora non abbiamo terminato, abbiamo una lista lunghissima di nomi sicuri di infoibati scomparsi mai più tornati a casa, di infoibati riesumati dai pompieri di Pola. Abbiamo un elenco lunghissimo, però ancora oggi i numeri perfetti non ci sono e penso che sarà difficile averli anche in futuro. Dunque avete sentito, e adesso però lo vedo sullo schermo, ve lo presento immediatamente, mi scuso per il ritardo. Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico. Buongiorno assessore. Buongiorno, grazie per l'ospitalità. Dunque assessore, partiamo invece con il congresso provinciale della Lega a domenica a Treviso. Prima di iniziare io le farei vedere il servizio fatto 2 giorni fa, quando Paolina aveva già annunciato il suo ritiro. Sentiamo un attimo il servizio, poi lo commentiamo insieme.
Secondo me c'è uno scontro di idee contro lo scontro Deca-Reghe, a dirla veneta, insomma. L'ufficialità si avrà soltanto nelle prossime ore, ma Giuseppe Paolin non lo nasconde più. Domenica al congresso provinciale della Lega il suo nome non ci sarà tra quelli da scegliere come segretario. Un passo indietro nella ormai corsa a tre tra Riccardo Barbisan, Dimitri Coin e Luciano Dussin. E non c'entrano le firme, tutte raccolte, assicura l'ex deputato. Paolin lascia per l'atmosfera che ha respirato in queste settimane e che non gli è piaciuta affatto. La mia è stata una corsa impostata all'incontro dei militanti e all'incontro delle sezioni. Per quel che riguarda i miei competitor, è stata improntata sulle pizze, su altre cose, su corse di carattere personale. Ecco, la perplessità è questa. Mi aspettavo di trovarmi un congresso dove parlavamo di idee, parlavamo di futuro, e invece qui c'è uno scontro che è più che altro sulle ambizioni personali, sulle corse personali di uno piuttosto che un altro. Una battaglia che, accusa Paolin, è diventata animosa, ma non sulle proposte o i progetti. Se c'era tutta questa corsa alle elezioni politiche, probabilmente il risultato della Lega sarebbe stato ben diverso. Quello che preoccupa è come si muovono i candidati, come si propongono. Io non ho visto idee, ne ho sentite di confuse, qualcuno parla di Padania, qualcuno parla di altre cose, però non ho sentito in concreto idee per risollevare la Lega in provincia di Treviso. Non ho sponsor, padrini né padri nobili, ha sempre ripetuto il candidato outsider. Questo mi preoccupa, perché secondo me un segretario non dovrebbe averne padrini, perché se ha un padrino risponde a quel padrino, al padre nobile, piuttosto che al presidente di questo o al presidente dell'altro. Secondo me un segretario deve avere le mani libere. Passo indietro dunque, ma allora che congresso sarà, secondo Paolin? Sono deluso per come si sono svolte, cioè ho paura che assisteremo a un congresso dove alle 9:15 si apriranno le votazioni, la gente voterà e non ascolterà gli interventi. Voteranno perché i capi bastone, i padrini, i padri nobili avranno dato le indicazioni, i militanti arriveranno, voteranno andando via. Ecco, questo è il dispiacere, questo è quello che oggi ho la sensazione che accada. Dunque, Marcato, sentito le parole, ovviamente annuncio che poi insomma ha trovato il suo ritiro, lui si è ritirato. Qual è la sua opinione rispetto a quanto ha detto? Ma ovviamente io rispetto le opinioni di tutti, resta il fatto però che, insomma, che andiamo comunque al congresso. E questa è una notizia buona per il partito, una notizia buona per il Veneto, è una notizia buona per i militanti. Io ho lottato per 3 anni per arrivare a avere i congressi, ho trovato una certa resistenza in maniera assolutamente incomprensibile nel fare i congressi. Devo dire che comunque arriviamo tardi perché dalle prime dichiarazioni avremmo dovuto farli già a settembre, poi a ottobre, poi a novembre, poi finire a dicembre, poi entro gennaio, adesso entro febbraio, ma insomma la cosa bella è che finalmente si fanno. Questo è, e diamo parole ai militanti, dopodiché io non ridurrei questa competizione fra 3 candidati, come dire, non importanti, ma figli di padrini. Sono tre figure autorevoli della Lega trevigiana, sono persone di specchiata militanza, quindi diamo parola ai militanti. Questa è la cosa importante. L'auspicio è che chi dovesse diventare segretario trevigiano della Lega di Treviso abbia a cuore ovviamente il proprio territorio e abbia la voglia di lavorare per dare a questo partito l'identità che si è offuscata negli ultimi anni e che ha portato a un drammatico sorpasso di Fratelli d'Italia in terra autonomista come è quella veneta. Ecco, questo è l'auspicio che io ho e che spero si possa rivelare attraverso il vincitore di questa competizione. Ecco, i 3 contendenti sarebbero Barbisan, Dussin e Coin, anche se Coin insomma
parrebbe che potrebbe anche ritirarsi? Ma non lo so, nel senso che io a lui questo non l'ho chiesto, ma diventerebbe un po' difficile da spiegare ai militanti. Cioè, uno fa una campagna elettorale fino all'ultimo miglio, fino all'ultimo metro, e poi si ritira in virtù di che cosa? Allora o non eri convinto delle idee da portare avanti prima, o non sei convinto adesso, ma sarebbe difficile da spiegare ai militanti. Io credo che domenica avremo tre candidati alla segreteria e i militanti sceglieranno. Arrivati a questo punto diventerebbe incomprensibile il ritiro di uno dei tre, chiunque esso fosse. Insomma, mi sembra una situazione che i militanti non capirebbero, ecco. E non abbiamo bisogno oggi di ulteriore confusione nel partito. Ecco, il nuovo segretario che cosa dovrebbe fare? Ma parlare di Lega fondamentalmente, cosa che si è fatta poco negli ultimi anni. Negli ultimi anni si è parlato troppo di cose che ai veneti non interessano, si è parlato poco di autonomia, si è parlato poco di territorio, si è parlato poco di partite IVA, di artigiani, si è parlato poco di giovani, di anziani, di università, di professionalità, di futuro. Si è parlato poco di questo, si è parlato molto di posti, si è parlato molto di candidature, si è parlato molto di politiche intese come chi andrà a fare il parlamentare, non che cosa andrà a fare il parlamentare. Ecco, io vorrei tornare a un partito che mi dice che cosa andranno a fare i parlamentari eletti, non chi saranno, nel senso che, detto che devono essere persone per bene e capaci, ma questa è una precondizione necessaria, non un elemento di giudizio qualitativo. Io vorrei un partito che mi dicesse: noi mandiamo parlamentari a fare questo, noi candidiamo consiglieri regionali a fare questo deve essere. Noi vogliamo un partito che farà questo. Invece purtroppo abbiamo parlato di tensioni interne, abbiamo parlato di careghe, ma poco di temi. E il nostro elettorato ci ha punito con un ceffone sonoro che fa ancora molto male e che noi abbiamo il dovere di cogliere quel ceffone e di capire perché ci è arrivato. Questo è quello che deve fare un segretario provinciale o un segretario regionale della Lega. Senta, un'altra invece nota dolente che insomma non solo per il territorio veneto ma insomma per tutta l'Italia è la questione Safilo. Abbiamo visto ieri in 2000 sono scesi in piazza, sono scesi per far sentire la propria voce a Longarone, oggi saranno a Sanremo. Davvero questa è una ferita per il territorio veneto? Sì, è una ferita doppia perché lo è in primis per chi il lavoro rischia di perderlo e di non avere una prospettiva, e lo è anche in un momento in cui il Veneto sta dando dei risultati straordinari in termini di crescita economica. Noi usciamo dal 2022 con la crescita del PIL più alta d'Italia e oggi conclamiamo un tasso di occupazione che è il più alto d'Italia. E quindi come dire, ferisce ulteriormente questa criticità aziendale in un contesto positivo. Teniamo conto che arriviamo sempre da 3 anni drammatici, dove abbiamo visto tutto quello che potevamo vedere di brutto. E quindi fa male ancora di più. La Regione su questa partita c'è con tutta la forza di cui dispone, l'assessore, la collega Donazzan sta lavorando alacremente su questo tema. Noi abbiamo a cuore ovviamente sia la persistenza, l'esistenza delle aziende nel nostro territorio, sia il lavoro e la qualità del lavoro dei nostri lavoratori. Il Presidente Zaia è ovviamente sul pezzo anche lui e io come assessore economico do ovviamente tutto il mio apporto, perché poi, come dire, ogni volta che si spegne la luce di un'azienda si spegne un pezzo di futuro, quindi bisogna fare di tutto perché queste realtà continuino ad esistere e che le nostre professionalità non vadano perse.
Sempre più però questi grossi gruppi, insomma, dopo periodi decidono insomma di spostarsi. Che cosa accade? Cosa si può cambiare? Cosa si può fare di più per evitare queste situazioni che sembrano davvero continuare nel tempo? Allora, guardi, noi stiamo lavorando molto con Veneto Sviluppo sul tema del reshoring, cioè del ritorno di aziende che sono andate all'estero venete e che adesso stanno tornando in patria veneta. Stiamo lavorando molto su questo perché ci si rende conto, anche chi è andato all'estero, si rende conto dopo qualche anno che forse l'Eldorado era qua. Era qua per mille motivi, posto che abbiamo una burocrazia pesantissima, che abbiamo una giustizia farraginosa, conosciamo tutti queste criticità, però qui c'è un terreno fertile per le imprese, qui ci sono professionalità di altissimo livello, qui ci sono università con cui si può collaborare che non hanno uguali al mondo, qui c'è un saper fare fatto di piccole e micro imprese che non si trova in altri paesi, in altri continenti. Quindi c'è questa consapevolezza, stanno tornando indietro. Dopodiché io sono sempre stato un grande fanatico del modello veneto fatto di piccole e micro imprese, perché queste hanno la capacità di reagire e di essere molto snelle di fronte anche alle crisi. Purtroppo le aziende più importanti fanno molto più fatica e troppo spesso guardano all'utile immediato piuttosto che a una visione progressiva di crescita a medio e lungo termine. E quindi bisogna lavorare anche su questo tema culturale di impresa, perché il nostro modello è un modello assolutamente forte e resistente. Ecco, diceva il nostro modello è forte e c'è stato, insomma, l'abbiamo visto in queste settimane con i rincari, tutto quello che è accaduto, le bollette, insomma, e tante anche imprese piccole che però, insomma, hanno annunciato di non potercela fare se continua così la situazione. È un po' una problematica che sta toccando tutti i settori. Sì, allora, diciamo che per fortuna qualche segnale rilassante rispetto alla tensione che abbiamo avuto sui prezzi è arrivato, nel senso che insomma qualche calo del prezzo c'è e questo è importante. Quindi diciamo, la pressione sulle aziende da questo punto di vista si è ridotta, il governo ha preso delle decisioni che vanno su questo versante, perché ricordo che 2/3 della finanziaria di fatto è stata dedicata al tema dei rincari energetici, quindi lo sforzo anche plastico, tangibile c'è stato. Devo dire però che abbiamo avuto una chiusura d'anno importante e i segnali che abbiamo anche oggi nei primi mesi di questo 2023, nelle prime settimane di questo 2023, sono segnali incoraggianti. Cioè, a Davos parlano di recessione mondiale e noi di fatto questa recessione non la vediamo, le nostre aziende non la vedono. Poi ci sono ovviamente delle situazioni di particolare criticità su cui serve un intervento e su questo io da autonomista e federalista convinto sono sempre più convinto che gli interventi dello Stato devono essere puntuali. Gli interventi a pioggia non servono a nulla, l'abbiamo visto. Cioè l'azienda che tutto sommato non paga lo scotto più di tanto dell'aumento energetico, ma perché deve avere contributi quando ci sono aziende che invece rischiano di morire per rincari energetici. Cioè noi dobbiamo diventare chirurgici anche negli interventi di contribuzione. Però i segnali che abbiamo oggi sono segnali incoraggianti. L'Italia, il Veneto in particolare, è in controtendenza rispetto ad altre situazioni. Ricordiamo, perché non lo si dice mai, ma noi abbiamo chiuso il 2022, parlo come paese, con una crescita di PIL che è stata 3 volte la Germania. Dopo uno dirà, ma prima, ma dopo, vabbè, insomma, intanto io porto a casa questo risultato. La Germania ha dimostrato una difficoltà di reazione rispetto alla crisi ucraina molto molto più forte della nostra. Una criticità. Noi abbiamo dimostrato di essere stati più bravi
Quindi ogni tanto diciamocelo, anche invece di delineare sempre questo paese come un paese naif, diciamo abbiamo anche dei punti di forza enormi. Poi rimane il fatto che purtroppo, ahimè, solo poche regioni hanno saputo sprigionare questa potenza di fuoco, ma su questo insomma ci stiamo lavorando. Lo diceva lei, l'autonomia quindi sarà una svolta. L'autonomia è l'unico strumento che abbiamo oggi in mano per avere un paese da qua ai prossimi anni omogeneo, e omogeneo verso l'alto. Il sistema centralista romano-centrico ha dimostrato negli anni un'assoluta incapacità di portare le aree più arretrate, di portarle ai livelli più alti. Cioè, non è uno strumento che funziona. Noi siamo convinti che lo strumento che funzionerà e che porterà la Campania, la Calabria e altre aree insomma più critiche a livelli delle regioni più all'avanguardia è l'autonomia, il decentramento di responsabilità, non solo amministrativo, ma di responsabilità nei territori, aiuterà il cittadino a capire e a valutare effettivamente quali sono le responsabilità. Oggi il fatto che la Calabria non abbia nemmeno un bilancio della sanità, nessuno sa imputarne la colpa. E un domani, quando invece ci saranno responsabilità chiare, il cittadino potrà dire: ho capito finalmente di chi è la colpa. Invece oggi la catena di comando è talmente anacquata per cui sono tutti colpevoli e nessuno paga. Questo non funziona, evidentemente non funziona. Quindi bisogna responsabilizzare i territori e dare la possibilità ai territori di crescere. Io, se fossi un meridionale, sarei il primo fautore dell'autonomia. È questo che non passa, e sono irresponsabili i dirigenti politici oggi che sfruttano la paura legittima di intere popolazioni per tornaconti politici personali. È da irresponsabili. Assessore, un'ultima domanda. Oggi veglia di preghiera per l'imprenditore Angelo Zen, che insomma è disperso in Turchia. Tutti sperano insomma che lui non sia tra le tantissime vittime di quel paese che è stato davvero devastato da questo terremoto. Sì, si rischia sempre di essere retorici quando si affrontano temi come questi. Molto umanamente anch'io spero vivamente che possa ritornare ad abbracciare i suoi familiari, e alla famiglia in queste ore drammatiche do tutta la mia vicinanza. La Regione Veneto ovviamente si è mossa subito, anche con il Presidente Zaia. Speriamo che questo non diventi un dramma, ma sia solo un'attesa. Me lo auguro davvero di cuore. Assessore, io la ringrazio davvero. Grazie a lei. Grazie Assessore, buon lavoro, grazie, arrivederci. Grazie a voi. Dunque noi andiamo invece ora nel Vicentino perché ci colleghiamo con Chiampo, dove il sindaco Matteo Macillotti ci spiega gli interventi straordinari attesi da anni che finalmente vengono realizzati con il rischio idrogeologico. Per noi lo ha intervistato il nostro Carlo Inghilleri. Vediamo se riusciamo a collegarci con lui. Ci spostiamo dunque nel Vicentino, a Chiampo. Vediamo un attimo se riusciamo a collegarci con Carlo Inghilleri. Come avete sentito, dunque, fra l'altro ve lo dico, una veglia di preghiera, ne parlavamo prima con l'assessore Marcato, per Angelo Zen, l'imprenditore sessantenne disperso nel terremoto in Turchia e del quale non si hanno notizie da domenica. La comunità si riunirà alle 18:30 di oggi nella chiesa parrocchiale di Maerne di Martellago, in provincia di Venezia, alla presenza delle autorità locali e di Simone Bontorin, sindaco di Romano Dezzelino, dove l'uomo ha
ha risieduto per molti anni. Avrebbe dovuto essere presente anche il presidente della regione, Luca Zaia, ha detto il primo cittadino del veneziano Andrea Saccarola, ma per altri impegni non potrà essere. Ci ha mandato comunque un messaggio di conforto che sarà letto durante la veglia. Non è esclusa la partecipazione dei familiari di Zenne, nonostante il difficile momento. La moglie ha spiegato, il sindaco mi ha riferito che valuterà nelle prossime ore se essere presente o meno. Per il resto non abbiamo purtroppo novità, ma la regione è in costante contatto con la Farnesina, poi concluso. Dunque tutta la comunità che si stringe attorno alla moglie di Zenne, con la speranza davvero di poterlo rivedere a casa presto. Come vi dicevo prima, il nostro collega Carlo Inghilleri ha intervistato il sindaco Matteo Macillotti. Sentiamo dunque cosa ci ha detto. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno al sindaco di Chiampo, Matteo Macillotti. È arrivata finalmente la stagione fredda, l'inverno. Fino ad oggi c'è stato un caldo straordinario, un caldo record, però arrivano le piogge e si ripresenta il tema importante della tenuta idrogeologica del territorio. Da questo punto di vista il Comune di Chiampo sta per affrontare una stagione straordinaria, gli interventi straordinari. Sì, i cambiamenti climatici oggi impongono di agire in maniera diversa anche rispetto alle manutenzioni. Questo perché appunto abbiamo dei periodi di grande siccità, ma poi abbiamo dei periodi appunto nei quali abbiamo forti precipitazioni o episodi di forti precipitazioni. Quindi la manutenzione diventa fondamentale per dare sicurezza ai nostri cittadini. È il motivo per cui abbiamo stipulato un accordo con Alta Pianura Veneta, finanziato dal Comune di Chiampo, il quale prevede questa manutenzione straordinaria di tutte le valli demaniali laterali, manutenzione che non era stata fatta negli anni e che adesso stiamo facendo grazie appunto al lavoro di Alta Pianura Veneta e concluderemo nelle prossime settimane. Un lavoro fondamentale per mettere in sicurezza i nostri cittadini. Quanto investite in totale? Allora, abbiamo investito per questo primo anno 45.000 euro di manutenzione e poi la stessa somma appunto la investiremo anche nei prossimi anni, proprio perché il nostro comune, i nostri cittadini possono sentirsi sicuri appunto nelle loro case quando eventi particolarmente intensi abbiano a verificarsi. Benissimo, allora questa è la grande novità, si apre una stagione di interventi straordinari per quanto riguarda il rischio idrogeologico da parte del Comune di Chiampo. Ringraziamo il sindaco Matteo Macillotti e restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Carlo, grazie anche al sindaco. Noi andiamo avanti, rimaniamo sempre nel Vicentino ma con la cronaca. Sono ancora al vaglio, ma ancora al lavoro i vigili del fuoco alla Nidec di Gambugliano, dove ieri è scoppiato un devastante incendio. Dal comune permane l'invito alla popolazione di continuare a lasciare chiuse le finestre. L'ARPA in mattinata eseguirà nuovi rilievi. Continuate a tenere chiuse le finestre e avvicinatevi al luogo dell'incendio con la mascherina FFP2. È l'invito che il sindaco di Gambugliano, Matteo Forlin, rivolge a tutti i suoi concittadini dopo il devastante incendio scoppiato intorno alle 13 di ieri alla Nidec FIR di Via Croce, azienda specializzata nella produzione di materiale elettromeccanico. Nella nottata sono arrivati in comune i primi risultati dei campionamenti dell'ARPAV, che consiglia a livello precauzionale di mantenere le prescrizioni di ieri in attesa di nuove analisi che verranno eseguite in mattinata. Dopo aver circoscritto le fiamme che hanno causato il collasso di una parte dell'azienda, i vigili del fuoco hanno continuato a lavorare per tutta la notte. All'interno sono presenti ancora alcuni focolai attivi che si trovano nella parte crollata, più difficile da raggiungere. In giornata è previsto un sopralluogo da parte dei tecnici dei vigili del fuoco che decideranno come rimuovere parte della struttura collassata proprio per permettere lo spegnimento in sicurezza dei focolai attivi. 80 dipendenti dell'azienda, tutti immediatamente evacuati, ancora da stabilire quali possono essere state le cause dell'incendio. Ora invece parliamo delle terme, perché dopo gli anni difficili che ci sono stati, c'è una grande ripresa e ne parliamo proprio con Federico Barberato, che è il sindaco di Abano Terme. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Buongiorno, ben ritrovato. Era tanto che non riuscivo ad averla qui nella nostra prima edizione. Dunque, le novità sono belle, sono buone, perché c'è una grande ripresa e davvero delle prospettive ottime per questo 2023.
Direi di sì, l'anno si è chiuso benissimo perché il Natale ha culminato poi un anno che si è sviluppato quasi ai livelli del 2019, ante-Covid, quindi un anno che già nel 2019 era stato un record di presenze per il nostro comune di Abano Terme, quasi 2 milioni di presenze. Quest'anno ci siamo andati vicino e le prospettive per l'anno in corso sono molto buone, da quello che sentiamo, le prenotazioni, anche in periodi dell'anno notoriamente molto, molto bassi, quindi questo è un'ulteriore conferma che lo sforzo dei nostri imprenditori, la promozione e tutto quello che è stato fatto ha inciso molto. E un altro dato significativo è il ritorno degli stranieri, che voi sapete che durante il Covid e subito dopo il Covid avevamo avuto il 90% di turismo di prossimità italiano, che continua, ma da un anno a questa parte si segnala il grande ritorno degli stranieri, tedeschi, austriaci, francesi, svizzeri, e quindi è un segnale molto importante perché significa il ritorno nel nostro territorio anche di categorie di clienti, le chiamiamo così, che hanno una permanenza media più elevata rispetto al turismo italiano e che hanno anche una capacità di spesa diversa. Ecco Sindaco, si puntava proprio a questo, il fatto insomma è importante avere il turismo di prossimità, è importante avere comunque gli italiani che venivano comunque alle terme, ma insomma era importante anche avere un turismo che rimanesse un po' di più nel territorio. Sì, questo è un dato molto importante perché poi il focus della nostra proposta sono le nostre terme che hanno un brevetto europeo unico nel loro genere, che poi evidenzia anche la ricerca della salute da parte di tutti i turisti, perché post-Covid non neghiamo che il tema della salute è ai primi posti della scelta di tutti coloro che vogliono viaggiare. Noi siamo la città della salute per eccellenza e quindi questo tema lo stiamo interpretando anche in collaborazione con l'università per far capire e conoscere anche le applicazioni meno, come dire, note rispetto ai benefici non solo curativi ma anche preventivi del nostro fango e delle nostre acque termali. E questo è un impegno che ci siamo dati, che ci daremo anche per tutto il 2023. E vedo con piacere anche che molti alberghi stanno rinnovando in queste settimane, stanno investendo molto, come hanno fatto negli anni precedenti il Covid, nelle loro strutture. Anche questo è un segnale molto importante perché significa che pubblico e privato credono in questa destinazione, la stanno rafforzando e si propongono come leader del termalismo non solo italiano ma anche europeo. Ecco, Sindaco, lei ci diceva prima, insomma le prenotazioni sono buone, già si vedono. Noi abbiamo dei segnali molto buoni sui primi mesi dell'anno, sulla Pasqua, abbiamo anche una proposta culturale molto importante perché abbiamo inaugurato qualche giorno fa una mostra di fotografia molto importante dell'autore Elliot Erwitt, che è molto conosciuto anche fuori dai confini nazionali, che attirerà molte persone. È un filone culturale che noi interpretiamo a Villa Bassi e che ha già visto Robert Capa, il celebre fotografo di guerra, presente e con notevole successo. Questo significa che molti turisti apprezzano anche la proposta culturale che sappiamo dare, oltre al panorama dei nostri colli, oltre al tema del bike che si sta rafforzando molto e che richiama molti visitatori a scoprire le bellezze dei nostri colli euganei, le eccellenze enogastronomiche che quindi completano un panorama di esperienze che il turista ricerca sempre di più, perché oggi il turismo è sempre più esperienziale, è sempre più di nicchia ed vedo il Montirone che abbiamo riattivato con le acque calde naturali, con la sorgente antica del nostro territorio. Anche questo è un tema che a mio avviso
richiama molto l'interesse di turisti stranieri. Ecco, lei prima accennava alla mostra, avete anche presentato diversi eventi negli ultimi giorni. Sì, abbiamo una proposta, noi Villa Bassi l'abbiamo inaugurata nel 2018 dopo tantissimi anni di attesa e periodicamente abbiamo delle mostre molto importanti. Sul filone fotografia abbiamo avuto Robert Capa, che è stato un evento apprezzato da oltre 13.000 persone che sono venute appositamente ad ammirare questa collezione. Oggi abbiamo fino a giugno Elliot Erwitt, che ha una collezione inedita per la prima volta in Italia e che quindi consente anche agli appassionati di scoprire delle cose di questo autore, oltre a quelle conosciute anche cose che non si sono mai viste, scatti fotografici molto curiosi e che quindi è possibile scoprire ad Abano fino a giugno del 2023. Sindaco, l'unico neo, se si può dire, rimangono un po' i rincari, anche se a qualche luce si sta vedendo, qualche prezzo si è un po' calmierato, pochi, però insomma ancora i rincari si fanno sentire. Sicuramente sì, stiamo uscendo da una tempesta perfetta, il Comune, ma come anche le imprese, hanno avuto in questi mesi un enorme aggravio di costi aggiuntivi. Devo dire, per curiosità di chi ci ascolta, che i nostri alberghi in inverno sono agevolati dal fatto che si riscaldano attraverso la geotermia, quindi attraverso l'utilizzo del calore dell'acqua calda naturale, e che quindi possono sicuramente avere una proposta, oltre che sostenibile, anche molto interessante dal punto di vista economico. Ecco, Sindaco, l'ultima domanda, prospettive buone per il 2023 e ne parliamo tanto dei fondi PNRR. Noi abbiamo parecchi milioni che arriveranno nel nostro territorio, sono stati bravi a interpretare alcune tematiche come il rischio idrogeologico, come la digitalizzazione, come il favorire la maternità e quindi un asilo nido che nascerà. Abbiamo una casa di comunità che verrà costruita e che sarà un punto di riferimento di tutto il nostro territorio, non solo aponense ma anche di Montegrotto e Torreglia, quindi sarà il punto di riferimento di sanità territoriale per oltre 40.000 cittadini, e che siamo riusciti con l'USL a prevedere la realizzazione ex novo ad Abano Terme, che adesso comincia a diventare di nuovo centrale e con servizi che, ripeto, variano e spaziano dalla salute al turismo, alla sostenibilità ambientale, al sociale, alla cultura, e quindi abbiamo interpretato i fondi del PNRR in questo modo. Certo, la difficoltà, vista la mole anche di interventi che siamo riusciti ad ottenere, sicuramente adesso la sfida è quella di realizzarli nei tempi previsti, che sono molto stretti, e con naturalmente le nostre risorse umane a disposizione, che sono molto impegnate, anche in un momento dove la scarsità di personale è chiara un po' in tutti gli ambiti, sia in pubblico ma anche nel privato. Ecco, Sindaco, questa era una delle problematiche che ci stanno un po' raccontando tutti i primi cittadini, il fatto di un organico ovviamente ristretto, della mancanza di dipendenti, della difficoltà adesso con l'arrivo e con tutta la mole di lavoro proprio per i fondi PNRR. Gli uffici tecnici di tutti i comuni sono in sofferenza per una serie di concomitanze, anche quella del 110 che ha spostato verso il settore privato molte risorse, quindi è una sfida dove all'arrivo di molti milioni del PNRR bisogna essere anche in grado poi di portarli a termine, di realizzarli, e questo sta mettendo in difficoltà tutti i comuni italiani, e credo anche che imponga una riflessione da parte dei governi, probabilmente per rivedere anche alcune scadenze, perché diversamente il rischio è quello di non riuscire a realizzare tutto quello che si è promesso. Ecco, Sindaco, il cantiere, quello più importante secondo nel comune di Abano?
Ma noi fra pochi mesi aggiudicheremo i lavori per la casa di comunità, è innegabile che questo è uno degli aspetti più importanti. Poi abbiamo un altro progetto da oltre 7 milioni che stiamo aspettando l'aggiudicazione, speriamo che trovi spazio, sul rischio idrogeologico, dove in collaborazione col Consorzio di Bonifica abbiamo elaborato un progetto esecutivo che prevede la realizzazione di diversi invasi di laminazione che servono sia per le piene ma anche per la siccità. Speriamo che questo grande progetto, che vale oltre 7 milioni, trovi un suo accoglimento, perché rappresenterebbe un grande risultato per tutto il nostro territorio. Ecco, un'ultima domanda, Sindaco. Lei ci diceva che gli alberghi insomma si stanno sistemando le proprie strutture, e questo perché proprio c'è una fiducia nel futuro. Sì, notiamo una ripresa degli investimenti che avevamo visto ante Covid, la vediamo adesso, anche favorita anche da alcuni bandi specifici che sono rivolti proprio all'ammodernamento delle strutture ricettive. Siamo veramente contenti di vedere molti lavori in corso, perché questo significa innovazione, significa investire sul proprio territorio, investire sulle aziende, e questa è la miglior medicina poi per combattere questi periodi post-Covid, che sono sempre una sfida, che Abano sta, come dire, interpretando al meglio, perché la velocità della ripresa economica è superiore alle nostre aspettative. Sindaco, la ringrazio davvero. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buona giornata anche a lei, grazie Sindaco. Noi andiamo avanti con la cronaca da Treviso. Una donna di 32 anni, residente nel Bellunese, è stata scoperta a sostenere l'esame di teoria per il conseguimento della patente di guida, valendosi dei suggerimenti di un complice esterno collegato attraverso un telefono cellulare occultato. Per ricevere i messaggi la candidata utilizzava un piccolo auricolare Bluetooth coperto dalle cuffie in dotazione per l'ascolto delle domande degli esaminatori. La donna è stata denunciata dalla polizia. E andiamo a Padova. Era stato investito mentre attraversava la strada Verona lungo la Riviera. Un 62enne è morto dopo 6 giorni di agonia. È spirato dopo 6 giorni di agonia Gianluigi Caregnato, 62enne, originario di Noventa Padovana ma da diversi anni a Verona per lavoro. L'incidente era avvenuto in Lungadige Rubele. Gianluigi stava attraversando la strada quando è stato preso in pieno da uno scooter Piaggio guidato da un 72enne. Soccorso, le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Caregnato è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento. 6 giorni di agonia per l'uomo che non ce l'ha fatta a causa delle ferite riportate troppo gravi. Il reparto motorizzato della Polizia Locale di Verona aveva effettuato i rilievi sottoponendo a sequestro il veicolo come disposto dal pubblico ministero di turno Maria Beatrice Zanotti. La posizione dell'investitore ora si aggrava da lesioni gravissime, è indagato per omicidio stradale. Rapinato mentre stava prelevando al bancomat, successo in pieno giorno a Busa di Vigonza. Un'azione fulminea messa a segno da 2 malviventi. Nessuno, infatti, si sarebbe accorto di nulla. Verso le 2 del pomeriggio di martedì, un 70enne del posto stava prelevando dallo sportello bancomat dell'Unicredit di via Aldo Moro a Busa di Vigonza. Appena inserita la tessera nell'ATM e digitato il PIN, il 70enne è stato strattonato alle spalle e buttato a terra da uno sconosciuto. Un secondo bandito ha così digitato la cifra massima da prelevare, 1.500 euro. I 2, che sembra fossero stranieri, sono immediatamente fuggiti, facendo perdere alla svelta le loro tracce. Sui 2 sportelli bancomat della filiale vigontina sono puntate almeno 2 telecamere che potranno aiutare i carabinieri a risalire agli aggressori che hanno agito a volto scoperto. Ed ora nella Marca, perché lo ricordate, insomma, Treviso, la Marca è stata veramente maglia nera per incidenti stradali nel 2022. Ieri mattina c'è stata l'analisi redatta dal centro monitoraggio della provincia di Treviso, grazie ai dati raccolti dalle forze dell'ordine, e quello dell'anno scorso è stato davvero un bollettino di guerra.
I dati fanno tremare. Nel 2022 nella Marca ci sono state 66 vittime della strada e 2.574 persone ferite su 2.335 sinistri. Sul fronte degli incidenti stradali si tratta dell'anno peggiore dal 2016 in poi. Se si fa un bilancio decennale rispetto a quelli che erano gli obiettivi posti dall'Unione Europea, la provincia di Treviso li ha centrati, è arrivata a dimezzare gli incidenti rispetto all'anno 2000. L'aumento dei decessi preoccupa e impegna a trovare strade per ridurre queste tragedie. Il mese più critico è stato settembre con 11 vittime, mentre ad aprile, agosto e ottobre sono state 8. La fascia oraria dove si è registrato l'apice della mortalità è tra le 17 e le 18, tendenzialmente all'uscita dai luoghi di lavoro, mentre i giorni con maggior numero di incidenti mortali sono stati giovedì e sabato, seguiti da lunedì e domenica. Particolare poi l'analisi sugli investimenti di pedoni. Negli ultimi 10 anni sono stati 730 i casi, maggiormente coinvolti minorenni o ragazzi tra i 18 e i 20 anni. Altro dato significativo, i cattivi comportamenti tenuti alla guida. Basti dire che nel 2022 la prefettura ha disposto la sospensione di 1036 patenti, 718 di queste legate alla guida in stato di ebbrezza. E aumentano anche le sanzioni per comportamenti di guida scorretti che vengono elevati sulle strade quotidianamente. Diversi fronti sui quali sono impegnate istituzioni e forze dell'ordine per mettere fine a quello che sembra essere un vero e proprio bollettino di guerra. Combinato disposto tra gli interventi infrastrutturali che stiamo facendo con i bandi viabilità piuttosto che la formazione e informazione che abbiamo ripreso come provincia negli istituti secondari di secondo grado, e ricordo ne abbiamo coinvolti 25 su 37, cominceranno a dare dei frutti nel prossimo futuro. Questo è l'auspicio. Ed ora invece torniamo a parlare dell'inchiesta Una Bomber. Tra gli 11 indagati il nome nuovo è quello di un 61enne cagliaritano che vive da Anna Gaiarini. Il sindaco Siamo Basiti si faccia chiarezza. Sono rimasto ovviamente basito perché mai mi sarei aspettato un nostro concittadino. Non è uno che abbia vita sociale, che sia conosciuto in piazza. C'è stupore innanzitutto nelle parole del sindaco Diego Zanchetta. Il nuovo indagato tra gli 11 dell'inchiesta Una Bomber bis, riaperta e condotta dalla Procura della Repubblica di Trieste, è un 60enne originario della Sardegna, residente a Gaiarine dai primi anni 90. La sua casa si trova in aperta campagna tra i filari di vite, poco distante il confine con il Friuli Venezia Giulia, nella zona epicentro delle esplosioni che tanta paura, dolore e apprensione crearono tra il 1994 e il 2006. Incredulità anche tra i pochi vicini di casa. Una persona semplice. Sì, una persona semplice, una persona, non credo che dopo nella mente umana è molto difficile capire e da interpretare è anche difficile. Ma Una Bomber penso che sia tutto un altro personaggio. Io li conosco di vista, dunque non posso dire niente di loro personalmente, insomma, ecco. Sì, beh, sicuramente, dopo non è che ci frequentiamo, ci vediamo così da lontano e magari ci si saluta e basta. Va a lavorare, passa via e non si sa, dove lavora non sa rapporti con lui. Quindi la notizia, ecco, come prendete questa notizia? Per noi è una roba strana, ma non si sa mai la gente, perché oggi credere a tutti e fidarsi di nessuno. Insieme al 60enne di Gaiarine sono coinvolte nella nuova inchiesta altre 10 persone già presenti in quella originaria. Il più noto, l'ingegnere Elvo Zornitta, difeso dall'avvocato Maurizio Paniz. Sono tutti uomini residenti tra Pordenone e Udine. Sui motivi che hanno portato all'uomo di Gaiarine e alla sua vita quasi appartata c'è il massimo riservo e al momento non si sa se vi sia un nesso con l'altro attentato aggiunto alla lista dei 28 già noti, la bottiglietta di Coca-Cola contenente un ordigno inesploso trovata da un cacciatore il 28 ottobre del 2007 a Zoppola, nel Pordenonese. Mi auguro che intanto venga messa fine, quindi dando un volto a chi ha combinato tutto quello che ha fatto negli anni 90, che poi sia lui, lungi da me dirlo. Ho estrema fiducia nella magistratura che faccia il suo corso e che trovi appunto il responsabile di quei dolosi fatti del fine anni 90. È una ferita aperta che speriamo appunto grazie alla magistratura che si vada a chiudere quanto prima.
Ed ora invece andiamo a Galliera per parlare del caso Egonu. Galliera respinge le accuse di razzismo. Per noi sul posto, la vedo già sullo schermo, la nostra Monica Smiderle. Monica, buongiorno. Buongiorno a tutti, mi trovo a Galliera Veneta con il sindaco Italo Perfetti. Parliamo del caso Egonu. Che cosa ha detto la campionessa di pallavolo Paola Egonu, che ha vissuto per 14 anni qui a Galliera Veneta ed è nata a Cittadella? In una recente intervista ha dichiarato di essere stata vittima di episodi di razzismo. Descrive un periodo, insomma, di giovinezza contraddistinto proprio dal razzismo e racconta un paese, insomma, dove le persone con la pelle di colore scuro vivrebbero comunque in un clima molto pesante, un clima difficile. Sindaco, è così la situazione a Galliera Veneta? No, non è così. Respingo queste affermazioni perché sul territorio di Galliera abbiamo 7.200 abitanti, di cui 1.000 sono extracomunitari. Si sono integrati molto, ma veramente molto bene, perché sono anche all'interno delle nostre associazioni del territorio e sono proprio disponibili a fare qualsiasi lavoro e qualsiasi aiuto anche a cittadini di Galliera. Quindi la situazione, sindaco, sarebbe molto diversa rispetto a quella descritta dalla campionessa Paola Egonu. Lei mi diceva che ha avuto modo di conoscere personalmente la famiglia Egonu. Sì, ho conosciuto sia il papà e anche la mamma. Io avevo anche un'attività fino a 10 anni fa e loro erano miei clienti. Veramente sono persone esemplari e integrati veramente bene. Perché allora secondo lei Paola Egonu fa queste affermazioni, descrive questo clima così pesante a Galliera? Non lo saprei di questa cosa qua, perché quando siamo piccoli qualche parola si può essere anche pesanti, però non saprei dire perché ha questa motivazione, questo un po' di non potrei neanche dire cosa definire, però non saprei a dire quale motivazione che potrebbe avere di definire che Galliera era un paese di razzismo. Quindi secondo lei si tratta più di rapporti tra ragazzini in realtà? Penso di sì perché c'è anche una famiglia di Galliera che l'ha tenuta sia alla cresima e anche alla comunione, ma un'integrazione veramente bellissima, perché io ho un ricordo che quando era qui a Galliera, dove abitava, era frequentata un po' di tutti i ragazzini di Galliera e di altri extracomunitari di altri paesi. Quindi lei ha dei ricordi ben diversi rispetto a quelli descritti dalla campionessa di pallavolo in questa intervista? Sì, perché abitavano vicino a casa mia, neanche 200 metri. Li vedevo ogni giorno e anche giocavano tutti insieme e si frequentavano tutti insieme. Sindaco, lei mi diceva vorrei invitare Paola Egonu qui a Galliera Veneta per chiarire, insomma, un po' tutta questa situazione, per darle modo anche di respirare il clima reale di questo paese in termini di integrazione. Sì, le porte sono aperte a tutti, anzi la invito personalmente, così rivede anche dei suoi amici nell'ambito sportivo e anche altre famiglie che ha visto e anche vissuto assieme. Io ringrazio il sindaco di Galliera Veneta Italo Perfetti per questa intervista e restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Monica, grazie anche al sindaco. Una notizia da Verona: il questore di Verona Ivana Petricca ha firmato un provvedimento di sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande alla titolare di un bar nella città scaligera. La misura eseguita dal personale della polizia amministrativa è stata messa in seguito alla violenta rissa tra avventori scoppiata all'interno del locale domenica scorsa, poco dopo la
mezzanotte e poi degenerata sfociando in una rissa collettiva all'esterno dell'esercizio pubblico. Soltanto il tempestivo intervento degli agenti delle volanti aveva consentito di riportare la situazione alla calma e di separare la quarantina di contendenti che si stavano affrontando colpendosi con calci e pugni. Sul posto hanno dovuto intervenire anche i sanitari di Verona Emergenza per prestare le prime cure ai giovani rimasti feriti negli scontri. Uno prestava una vistosa ferita al volto, refertata con 15 giorni di prognosi, un altro con una ferita al capo ed infine una terza persona con diverse contusioni. Ed ora noi ci spostiamo invece a Montebelluna, dove far crescere il turismo sul Montello coinvolgendo il territorio. Questo è l'obiettivo di 7 sindaci insieme in un progetto che vede il comune di Montebelluna capofila. Vediamo il servizio. L'unione fa la forza, è proprio il caso di dirlo, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, con i sindaci alle prese, con risorse sempre più risicate e spese in continuo aumento. Realizzare progetti diventa dunque complicato, ma i sindaci dell'area del Montello hanno deciso di mettere insieme le forze per rilanciare l'intero comparto turistico. Siamo 7 comuni, Montebelluna è il comune capofila e non ragioniamo come le città-stato dell'antica Grecia, ma ci siamo coordinati sottoscrivendo una convenzione a ottobre dell'anno scorso proprio per rilanciare e promuovere a tutti i livelli il turismo del Montello. Un progetto partito 4 mesi fa che intende coinvolgere non solo la parte istituzionale ma anche tutte le attività interessate dalla macchina turistica perché sia, spiega il sindaco, espressione del territorio. Abbiamo la necessità di dialogare proprio con gli stakeholders del Montello. Stiamo già facendo delle riunioni in tal senso. La scorsa settimana abbiamo fatto una riunione a Giavera, a Volpago e anche a Montebelluna proprio per andare a intercettare i bisogni ma soprattutto le idee propositive di chi il Montello lo vive. Turismo culturale, enogastronomico e naturalistico, cicloturismo, forme diverse di un turismo comunque dinamico, slow, non di massa. Questo è l'obiettivo dei 7 sindaci. Che vada a poter creare degli itinerari ed è necessario quindi una compartecipazione pubblico-privata per creare delle reti e delle sinergie che al momento sono inespresse. Senza dimenticare che tra 3 anni esatti ci sarà un appuntamento con la storia, le Olimpiadi invernali Milano-Cortina con Montebelluna pronta a giocare le sue carte vincenti. Ricordo che Montebelluna tra l'altro è in un punto strategico tra Cortina e Venezia, ma non solo, è il polo mondiale della calzatura sportiva e chiunque vada a sciare di domenica molto probabilmente utilizza uno scarpone che è stato ideato proprio nei comuni contermini, se non proprio a Montebelluna. Ieri 8 febbraio l'Università di Padova ha celebrato la festa delle matricole in ricordo degli studenti assassinati nel 1848 durante i moti risorgimentali e come da tradizione la Goliardia ha eletto il suo tribuno. A nome e per conto dei principi del Bo, io chiamo Virgilia come tribuno del primo anno del IX secolo dell'Università di Padova. A voi, Sulle note del Gaudeamus, l'inno della Goliardia, cappa e feluca in mano, Virgilia, al secolo Ilaria Scarabottolo, studentessa di lettere, è stata nominata tribuno delle genti venete. La celebrazione l'8 febbraio, data storica per la città e l'Ateneo, quando gli studenti, durante i moti del 1848, vennero fucilati dall'esercito austriaco. Virgilia è la seconda donna a diventare tribuno. Con il polifonico in mano parla di come sarà il suo mandato. La mia intenzione è quella di far conoscere la Goliardia agli studenti dell'università in maniera un po' più approfondita e per tornare a far parte della vita universitaria in maniera più costante. Con lei nominate anche molte vicedonna, una piccola rivoluzione rosa. La maggior parte dei capiordine della piazza di Padova è composta da donne. E questo significa che in un ambiente goliardico che è stato a lungo appannaggio degli uomini
non conta tanto il fatto di essere donne e uomini quanto lo spirito goliardico che uno studente porta. Per la sua nomina, come da tradizione, molti i goliardi venuti da tutta Italia. Sono delle tradizioni legate all'accademia, all'università, quindi conoscere anche quelle che sono le tradizioni dell'Ateneo che una persona ha scelto sono assolutamente importanti. Tra i goliardi anche le matricole che aspirano a diventarlo. Voi siete delle matricole? Siamo al primo anno siamo delle matricole, al primo anno di università, sì. Avete scelto di entrare in goliardia? Vogliamo provare a vedere com'è, vogliamo vedere se riusciamo a entrare, sì, vogliamo provare un po' com'è la goliardia, esatto. In bocca al lupo. Grazie. Il lupo. Ed ora le previsioni del tempo, vediamo come sarà il tempo nelle prossime ore, poi una piccola pausa pubblicitaria e torneremo qua in studio. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'Italia sta affrontando l'apice dell'ondata di freddo artico causata da correnti nord-orientali che continueranno a insistere anche sul nostro territorio. Il tempo si manterrà buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 9 febbraio ci mostra una situazione soleggiata con ottima visibilità. Possibile soltanto una residua nuvolosità nelle prime ore sui settori meridionali della pianura. Temperature stazionarie minime sotto zero ovunque, massime invece tra i 4 e i 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui la giornata sarà caratterizzata da un cielo in prevalenza sereno, al massimo velato, ma comunque senza piogge. Temperature minime tra lo 0 e i meno 3 gradi, massime sui 4-6 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole ovunque, il cielo sarà sgombro da nubi dappertutto. Temperature minime intorno ai meno 4 gradi, massime sui 5-6 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Siamo tornati nuovamente in studio e vi presento subito gli ospiti che sono qua in studio e quelli che dovrebbero collegarsi con noi. Subito Alessandro Manera della Lega, buongiorno. Grazie dell'invito. Socio Vitale, Terzo Polo, buongiorno. Buongiorno. E dovremmo aver collegato con noi Giuseppe Montuori, Fratelli d'Italia, vediamo se c'è quello qui, buongiorno. E Anna Maria Bigon, Partito Democratico, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Partiamo insomma da una delle notizie che sta girando qua, che insomma riguarda il Veneto e che è il processo ai casalesi con le nuove disposizioni, e ieri insomma abbiamo visto dei fuochi d'artificio per il rientro di Donadio, insomma una questione che sta facendo discutere non poco e soprattutto insomma cittadini che erano abbastanza sorpresi da questa novità. Partiamo da Alessandro Manera. Notizia quasi incommentabile, vorrei dire, cioè adesso qua non so se stiamo scherzando o stiamo noi diventando una succursale di Casal di Principe, ma una cosa del genere io penso non si era mai visto in Veneto, nel nord, ma io mi stupisco possa avvenire in qualche parte d'Italia, perché sembra una zona del Messico, UA della frontiera, vicino al confine con gli Stati Uniti, perché una cosa del genere veramente non si può sentire, è incommentabile, e secondo me sarà anche da vedere chi ha permesso o se ci sono dei permessi per fare dei fuochi d'artificio per una situazione del genere. È una vera vergogna, lo dico, ci lamentavamo quando avvenne a Roma il famoso lancio di coriandoli con l'elicottero per un funerale di un rom, di un sindaco, non mi ricordo neanche chi era. Però queste cose non possono venire da noi e secondo me stiamo abbassando l'asticella da questo punto di vista della sopportabilità. Dei cittadini? Dei cittadini, forse anche delle istituzioni, perché non credo che iniziano i fuochi d'artificio, non arrivano là i vigili, i carabinieri, la polizia, cioè adesso non è che siamo in una favela, quindi secondo me qui stiamo un po' troppo abbassando le difese. Socio Vitale, una situazione che continuerà a far discutere. Continuare a far discutere
soprattutto in considerazione dell'entità del processo, che vedeva imputati una settantina di persone. Di queste 70 persone circa 50 hanno finito il processo nel 2021, io ho partecipato, rappresentavo uno dei minori, diciamo così, con un giudizio abbreviato. Dopodiché il processo è durato un anno, al ritmo, questo per parlare anche ai telespettatori, certo, della diciamo, durata dei processi e soprattutto della celerità che in questo caso si è dimostrato, con un ritmo di 3 udienze a settimana nell'aula bunker di Mestre. Questi circa 50 persone hanno definito appunto nel 2021, poi c'è stato anche l'appello sull'abbreviato nel 2022 e adesso so che a fine aprile ci sarà addirittura il giudizio in Cassazione. Questo per dire che in 3 anni con il giudizio abbreviato abbiamo avuto 3 gradi di processo. Diversamente invece quegli imputati come il gruppo dirigente, diciamo, della presunta associazione mafiosa hanno scelto appunto il dibattimento ordinario, quindi con l'assunzione testimoniale ancora appunto non si è definito, certo, il primo grado. Fra l'altro ci diceva oggi la collega che era in aula bunker, la disposizione del giudice era quello di non riprendere i Donadio in volto, ma solo e qualcuno insomma anche qui aveva sollevato qualche perplessità. C'è una norma che è sempre presente fin dagli inizi del Novecento del rispetto, diciamo, dell'imputato. Ecco, sono imputati, questa è una cosa che mi piace di civiltà giuridica, sono imputati, certo, come qualsiasi altro imputato che è stato accusato di un reato minore. Certo. E questo quindi bisogna rispettare delle regole, le regole del processo valgono per tutti indistintamente da chi viene processato, e quindi sotto questo aspetto presumo che sia abbastanza corretta, diciamo, la scelta del magistrato. Giuseppe Montuori, fuochi d'artificio? Sì, dispiace vedere queste situazioni. Speriamo che indaghino i carabinieri, più che altro perché i fuochi non si potevano fare. Vorrei però dire una cosa. Il comune di Eraclea è oggi ottimamente amministrato dall'avvocato Zanchin. Non credo che facciamo un favore ad Eraclea associandola alla criminalità. C'è un'indagine in corso, i giudici faranno la loro attività, se ci sarà da punire qualche criminale, qualche delinquente lo faremo. E poi ci preoccuperemo di ristabilire quello che è l'immagine di Eraclea, che è di una splendida città di mare dove le persone sono dove sono bravi veneti che ci lavorano, che ci vivono, e tanti vacanzieri che vanno a visitare quella città. Cioè, credo ci sia da abbassare un po' i toni, da lasciare lavorare i giudici e aspettare quello che sono le sentenze. Certo, non fa piacere vedere dei fuochi d'artificio, ma spero che su questo indaghino i carabinieri e che, se non si potevano fare, vengano punite le persone che li stavano facendo. Sì, no, purtroppo associare non si associa mai ovviamente la cittadina che nulla c'entra con quello che è accaduto, assolutamente, è che ovviamente questa situazione di ieri ha stupito non solo insomma, la sindaca di adesso, non solo, ma anche i cittadini stessi, perché si sono trovati in una situazione che comunque comprensibile che se ne parli sulla cronaca. Dico solo che magari cerchiamo di tenere la cosa ricordandoci che Eraclea sta facendo un lavoro, uno sforzo enorme per essere tenuta a mente per quello che è la bella città che è di mare e non per queste vicende. Anna Maria Bigon. Beh, guardi che debba indagare l'autorità giudiziaria, su questo non c'è alcun dubbio, ci mancherebbe altro, dobbiamo farlo, aspettiamo le indagini. Certo è che
tutti bravi veneti, sicuramente siamo tutti bravi, però di fatto il Veneto ha un'allerta molto alta per quanto riguarda la mafia e l'illegalità. Allora partiamo anche da qua, nessuno vuole associare un paese a questo. Di fatto è successo però a seguito di un commissariamento, se non sbaglio, di 1 anno e mezzo di Eraclea, e poi possiamo dire che sono ben amministrati, ci mancherebbe, io non entro neanche nel merito, però di fatto questo è successo e non è piacevole assolutamente. Che poi siano durati pochi minuti, per carità, sembra che sia così, perché pare sia successo tarda serata, qualche minuto poi sono intervenuti i carabinieri. Di fatto i fatti sono gravi, ne prendiamo atto, dopodiché aspettiamo sicuramente l'autorità giudiziaria, ma sembrano che ovviamente, e questo credo di non aver nessun dubbio, indipendentemente dall'amministrazione che opera, che non siano stati autorizzati, ci mancherebbe altro, insomma. Alessandro Manera voleva... Sì, no, ma qui penso che tutti siamo d'accordo che, cioè, scherziamo, peraltro siamo tutti in diverse fasi della nostra vita anche cittadini di Eraclea, perché chiaramente chiunque sia di Treviso ha passato un momento della propria vita a Eraclea, me come da bambino, quindi concordo con Giuseppe, che saluto, che però è chiaro che ci arrabbiamo proprio perché sono fatti che non devono avvenire, cioè non può avvenire una cosa del genere, cioè è chiaro che è perfettamente amministrata, lo sappiamo, i cittadini di Eraclea, scherziamo, chi non è andato a mangiare il pesce a Eraclea, e sono tutte persone simpaticissime, e sono loro i più stupiti di questo, perché non vogliono essere associati a delle manifestazioni che non sono nostre, e dobbiamo dirlo questo, quindi sono d'accordo con lui, ma penso che siamo tutti d'accordo su questo. Viva Eraclea, viva chi, cioè ripeto, siamo tutti cittadini pro tempore di Eraclea, quindi stupiamoci, sì, perché è giusto stupirsi e indignarsi se qualcuno infama Eraclea facendo certi atti, perché, però bisogna dire che sono avvenuti, perché non è che non sono avvenuti, e quindi a me cioè io a Eraclea ci andavo da bambino con i miei nonni, quindi che possa succedere là una cosa del genere, non ad altre latitudini, a me dà veramente fastidio per quelli di Eraclea. Ecco, Anna Maria Bigon poneva l'accento sulla questione insomma grave, che è quella della mafia, cioè a prescindere dal... Questo però è chiaro che compete ai magistrati vedere quanto questi fatti sono criminalità comune, infiltrazioni mafiose, certo, quali reati sono stati fatti, le responsabilità dei reati, le responsabilità se qualcuno è stato colluso o non colluso. Qui il processo è molto, qui c'è l'avvocato Sosso, su questo è molto più complesso, perché ecco, qui io faccio anche quello che dice, che in altri processi analoghi poi si sono condannate, diciamo, mediaticamente. A parte il processo è il fatto che era nel territorio veneto. Certo, questo era... e ripeto, io preferisco stupirmi, cioè dico sinceramente, io preferisco arrabbiarmi e stupirmi, perché quando smetterò di stupirmi ed arrabbiarmi vuol dire che in qualche modo ho somatizzato, e io non voglio somatizzare in Veneto questo tipo di cose. Però quello che colpisce, se mi consentite, sì, è la contestazione dell'associazione mafiosa, esatto, sì, sulla quale ci sono già 2 sentenze appunto del giudizio abbreviato di primo grado e secondo grado che hanno accertato la sussistenza. E soprattutto quello che stupisce è il grado di coinvolgimento, perché c'era il sindaco dell'epoca, il vice sindaco, l'avvocato, il direttore di banca, l'elettricista, cioè il coinvolgimento in questa ipotetica associazione mafiosa di tutta una serie di cittadini comuni che erano entrati nell'ambito dell'associazione. Ora, se viene confermato anche dalla Cassazione la sussistenza di questo reato, è vero lo stupore, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Cioè, il messaggio vero è quello che non possiamo delegare tutte le forze dell'ordine. Qua siamo noi cittadini, sì, noi professionisti, noi tutti che dobbiamo creare un argine e un muro alla diffusione di questi fenomeni. E in questo, scusatemi, sì, la crisi economica non aiuta. Assolutamente, anzi, purtroppo l'aveva favorita. E Montuori, si può fare un argine, secondo lei? Bisogna. È necessario fare un argine, cioè la mafia e i mafiosi vanno inseguiti fino ai loro bunker, vanno messi in galera, vanno messi al 41 bis e vanno lasciati lì finché è necessario. E quindi l'attenzione deve essere sempre massima. Concordo con quello che dice l'avvocato, bisogna che le antenne siano dritte di tutti i cittadini, non solo delle forze dell'ordine, della magistratura
che fanno già molto bene il loro servizio. Nel caso specifico attendiamo la sentenza e poi una volta che la sentenza sarà definitiva potremo anche esprimerci in merito alla specifica questione. Sicuramente le 2 sentenze precedenti qualche indicazione l'hanno data, ma fino al 3° grado di giudizio in Italia si sa che si deve aspettare, anche proprio per il rispetto dei lavori dei giudici che contro la mafia e contro la criminalità lavorano tutti i giorni. Anna Maria Vigon e anche le forze dell'ordine, insomma, che stanno cercando di... Ma guardi, io sono in commissione legalità qua in Regione e la cosa che è stata accertata è che comunque il Veneto ha in media meno personale giudiziario addetto e specifico per questi settori che non nelle altre regioni. Questo è un dato di fatto. Complimenti ovviamente a chi c'è e a chi lavora, ma in Veneto abbiamo una situazione grave e di allerta, per cui dobbiamo prima di tutto cercare che il personale venga adeguatamente integrato e che quindi ci sia un numero sufficiente per il controllo, sia per quanto riguarda l'attività di prevenzione che ovviamente anche a seguito di fatti che verranno e che sono stati accertati. Dall'altro punto di vista però dobbiamo tenere alta la guardia, sicuramente fare anche un'azione di prevenzione nelle scuole, cercare di lavorare all'interno delle scuole superiori ma anche universitarie per dare quell'aspetto civilistico che di fatto è sociale che abbiamo bisogno, perché tutti bravi, tutti bravissimi, i veneti, ma i fatti ci sono. Allora attenzione, prevenzione, controllo e anche ovviamente condanne, ma siamo noi da una parte, ma anche la politica può fare sicuramente il suo ruolo, cosa che in Veneto deve tenere alta veramente l'attenzione. E l'aspetto economico purtroppo è evidente e c'è la crisi da una parte, ma anche la ricchezza dall'altra, perché ci sono anche dei capitali da investire e questo spesso comporta un'infiltrazione mafiosa ancora più grave. Abbiamo il PNR, i soldi del PNR che stanno arrivando, quindi questa dovrebbe aumentare ancora di più l'attenzione. Il Veneto non deve far finta di nulla su questo. Secondo lei la politica ha fatto poco nel Veneto per questo? La politica deve far di più. Sono d'accordo. Bisogna fare di più anche a livello c'è bisogno politico. di un controllo sicuramente. Solo che ci sono sempre, ho fatto anch'io parte dell'amministrazione comunale, ma ci sono sempre dei limiti ben importanti, oltre i quali non si riesce ad andare. Cioè, al di là della certificazione da parte della prefettura di non, diciamo, sussistenza di impedimenti alle ditte che partecipano, qui c'è l'assessore, ce lo può dire anche loro, non è che poi dopo, se queste ditte hanno degli schermi e i capitali sono di carattere illecito, si riesca poi diciamo, a intervenire, ecco. Il famoso... Sì, io qui è molto complessa la questione, perché è un elastico. Noi, allora, faccio un esempio: Treviso, bravi, fortunati, non lo so, prenderemo dal PNRR ad oggi 103 milioni di euro che genereranno 125 milioni di opere diverse, sociali, costruzione, perché sblocchiamo anche finanziamenti ad altri enti come all'ATE. Allora, l'elastico è sempre capire se vogliamo essere veloci, perché c'è un problema, il PNRR 2026 va rendicontato e nell'amministrazione pubblica 2026, domani mattina, e quindi dobbiamo essere veloci. Quando siamo veloci alziamo la soglia di rischio, è così. Dall'altra parte noi non abbiamo un'intelligence del comune, noi ci affidiamo, gli uffici si affidano alle gare secondo le prescrizioni che ci dà l'antimafia, l'anticorruzione, tutte quelle cose lì, no? È chiaro che più veloce vanno queste cose e più apri spiragli, quindi non è che posso andare a indagare perfettamente, però guardate, per assurdo, ed è una questione molto dibattuta anche tra gli amministratori, lasciare un grado un po' più alto all'amministrazione di scelta normalmente riduce il rischio. Perché? Perché io conosco la storicità di certe aziende. Se non la conosco e mi affido puramente, come la norma dice, alle carte, rischi che tramite scatole, false società, ti si infilino delle cose. È successo anche a Treviso, guardate. Noi abbiamo vinto una gara per la costruzione di una scuola, poi si scopre che c'erano delle scatole, ma noi non conoscevamo quell'azienda. Poi per la rotazione, per tutte queste cose qua, quando ci sono tanti lavori da fare, ti si infila uno, su 100 lavori ti si infila uno. La conoscenza dell'azienda
diciamo delle aziende del territorio, questo un po' aiuta, però è un elastico molto complesso perché la velocità normalmente va in controtendenza e quindi è molto, guardate, è una gestione molto complessa. Però c'è, su questo mi permetto di dire solo una cosa, ci sono due regole, diciamo, uno è la gara col massimo ribasso. Beh, chiaro. Certo. Perché questo, ma questi cittadini devono saperlo, perché quando l'ente pubblico si muove con l'appalto, con la gara al massimo ribasso, spesso e volentieri c'è il fenomeno del subappalto. Certo. E tu il subappalto, l'ente pubblico non riesce più a gestirlo e a controllarlo, seguendo giustamente quello che dice l'assessore. E quindi su questo bisognerebbe capire che forse non è questa la strada migliore per evitare. Poi vorrei ricordare che nell'ultimo periodo l'opera pubblica più importante che è stata realizzata è stato il ponte sullo stretto, il ponte a Genova. Sì. Lì c'è stata una disapplicazione, diciamo, del codice dell'appalto con un commissario con regole speciali e abbiamo avuto il ponte nel giro di 2 anni. Questo per dire che la velocità sì, certo. Perché poi è rischioso, no? Allora c'è sempre un dibattito, guardate, su questo, no? E giustamente il massimo ribasso, dici bene, l'amministrazione risparmia, però con questo gioco qua, quindi la gara invito per esempio, in cui responsabilizzi un po' l'amministrazione, ma un po' inviti 5, 6, 7 società, tende a controllare di più chi sono questi qua. Il rischio. Certo. Quindi guardate, è un dibattito importante su cui sei sempre al limite nella scelta. Montuori? No, sono d'accordo con entrambi su quello che hanno detto. Il massimo ribasso è tremendo perché porta veramente a far partecipare alle gare chi insomma, specula soprattutto sulle persone per poi fare quegli appalti. E le gare invito magari si potessero fare sempre, ma purtroppo ci sono normative che non lo permettono. Sicuramente sapere chi sono i fornitori aiuta moltissimo perché permette di conoscere la solidità, la serietà e quindi sapere che le opere vanno a buon fine utilizzando persone che sono assunte regolarmente e che i lavori verranno portati a compimento senza poi andare e soprattutto senza arricchire magari associazioni criminose che si costituiscono solo per partecipare alle gare. Sì. Alessandro Manera. Sì, poi volevo dire una nota di costume. Abbiamo avuto Open Fiber che fa la fibra a Treviso, fa gare sul ribasso. Sono arrivati una volta una squadra di siciliani, giuro, meglio degli svizzeri. Mai vista una roba in vita mia. Cioè, poi succedono le cose più assurde. Sono arrivati là, noi abbiamo detto subappalto, abbiamo visto, sentivamo gli accenti, abbiamo detto, sai, poi gli stereotipi c'erano. Guardate, degli svizzeri, io ho mai visto mettere giù il pavè così bene. No, te lo dicevo Giuseppe per capire che poi è difficilissimo capire. Grandissimi, guarda, io il sindaco che viene dai lavori pubblici, quindi conosce bene, ha detto, gli faccio un monumento, mai visto gente così brava. Perfetti, guarda, perfetti. Penso che sia la provenienza dei lavoratori. No, però sai, se vai in subappalto, pensi, mamma mia, adesso cosa succede? In pieno centro storico. Bravissimi, bravissimi. Anna Maria Bigon poneva anche l'accento prima sul discorso del poco personale specializzato. Come mai nel Veneto? Soprattutto nel Veneto, fra l'altro, diceva lei. Sì, nel senso che effettivamente ci sono dei settori specifici su cui lavorano le autorità giudiziarie e nel Veneto, per quanto riguarda questo tipo di settore, di fatto abbiamo carenza di personale. Dopodiché possiamo anche generalizzare, noi siamo della Commissione legalità e quindi effettivamente abbiamo analizzato questo in specifico. Sappiamo che comunque la magistratura in genere e l'autorità giudiziaria ha bisogno di integrazione del personale un po' in tutti i settori. Ma questo io credo che per il Veneto sia veramente importante. Dopodiché tutti i cittadini hanno il diritto di avere la stessa, ci mancherebbe. Se posso però negli appalti mi vorrei un attimo inserire. Certo. Allora, noi abbiamo 2 tipi di appalto, il massimo ribasso e poi quello che così io definisco la media ponderata, nel senso l'uno mette a rischio per quanto riguarda ovviamente a ribasso. L'altro ci mette a rischio per quanto riguarda i ricorsi, perché di fatto insomma vengono fatti ricorsi su ricorsi e quindi l'amministrazione di per sé
e se si trova dei ricorsi, prima di analizzarli che vengano portati a termine, rischia anche di bloccare un po' tutta l'opera. Per cui la prima cosa da fare è la semplificazione. Dove c'è semplicità e semplificazione negli atti legislativi, la mafia o quantomeno l'illegalità si intromette meno in questi meandri, ecco perché c'è proprio la semplificazione. Quindi il legislatore dovrebbe partire da qua, cercando di rendere più semplice la normativa. Non è vero, a mio parere ovviamente, che noi dobbiamo puntare sulla conoscenza delle ditte, perché poi allora cosa succede? Succede che lavorano solo quelle che fanno riferimento a determinate amministrazioni e non abbiamo la rotazione. Un esempio molto importante che diceva il collega di quella ditta siciliana di cui che magari si è comportata benissimo e non l'avremmo mai convocata se così fosse, insomma, questo sistema. In realtà noi dobbiamo semplificare la cosa migliore per tutti. Dall'altro punto di vista, cosa succede? Succede che anche qua, nel momento in cui comunque abbiamo dei ricorsi perché vediamo nell'illegalità, troviamo delle difficoltà nel procedere, se la magistratura fosse veloce, magari le cose si risolverebbero in modo diverso e quindi potremmo essere anche più garantiti come amministrazioni locali. Quindi è da riprendere in mano completamente, però sta di fatto che dove c'è semplificazione c'è meno illegalità. Sì, questo siamo tutti d'accordo, non stiamo dicendo cose diverse, però le dico una cosa, dipende dalla tipologia di lavoro, perché se io costruisco una scuola, cioè non è che posso mettere 4 capi cantieri del comune a controllare sul controllo, e quando hanno messo le tubazioni all'interno scoprirai fra 1, 2, 3, 4 anni sono stati un problema. Cioè non è così semplice, una cosa è asfaltare una strada e mettere sotto servizi, una cosa è fare altri tipi di lavoro. La turnazione, e questo lo sappiamo sulle gare invito, serve esattamente per evitare una contumacia, diciamo, tra tu che inviti e loro, quindi esiste già anche la media ponderale. È un po' una stupidaggine, perché cosa succede? Creano, come è successo, 20 società e vanno alla media un punto alla volta finché vincono, perché queste sono le scatole che creano, quindi esiste sempre la difficoltà. Dipende, secondo me, e questo io credo di dare credito alle amministrazioni di qualsiasi colore, esiste la tipologia di lavoro. Ci sono dei lavori in cui tu puoi fare dei controlli dal punto di vista strutturale. Ci sono delle tipologie in cui tu non puoi mettere, i comuni non hanno 3, 4, 5 capi cantieri là a guardare, a parte gli anziani a bordo strada, a guardare quello che fanno. E quindi tutti i controlli lo fa il direttore dei lavori, mica lo fa il capocantiere del comune. No, attenzione, però se ci sono delle non conformità per certi tipi di lavori, tu te ne accorgi dopo, te ne accorgi molto dopo. Quindi... Guarda, io ho fatto una proposta molto semplice. Io ero sindaco Povegliano e ci siamo resi conto che mancava il cemento, mancava la resistenza, per cui abbiamo dovuto abbattere la scuola, è stato l'unico caso in Italia. Capito? Quindi... Allora, condivido pienamente quello che dici. Che non sono una, due, ma la legge gli strumenti li dà. Noi abbiamo fatto dei carotaggi che non sono previsti dalla legge e ci siamo accorti che mancava il cemento. Ma al di là di questo, il problema è che noi amministratori, e mi metto in mezzo come tutti noi, ovviamente sindaci o amministratori degli enti locali, non abbiamo spesso le competenze per poter far fronte a una complessità del genere. E guarda che per controllare gli appalti e le ditte, è vero che il comune non ha le competenze, ma anche noi amministratori. Ecco perché dico che la semplificazione è fondamentale. Sono d'accordo io su questo. Guardi, io sto parlando già, oltre l'appalto, del controllo dei lavori, perché questo è il vero problema, no? Tu cerchi di andare con ditte del territorio perché conosci come lavorano, cioè, su certe strutture. È così, guardate, il ponte è stato un esempio, l'ex ponte Morandi ricostruito. Sono andati da delle aziende perché non potevano sicuramente rischiare di costruire una cosa, diciamo, adesso sembra ovvio. Quindi questo è un dato importantissimo, non solo l'appalto, ma l'appalto è conseguente a un lavoro, non è solo carta, è poi una struttura che va in piedi. Comunque siamo tutti d'accordo, credo, su questo tipo di situazioni. No, sulla semplificazione della burocrazia come antidoto alla corruzione è un cavallo di battaglia dell'onorevole ministro Carlo Nordio della giustizia, per cui ha sempre detto in tutti gli incontri che abbiamo fatto che se devo bussare a più porte per ottenere determinate licenze o permessi eccetera, è facile che in una di queste si annidi la richiesta di tangente.
Quindi spero che siano in grado, glielo facciano fare una semplificazione che certamente farà bene, voglio dire, all'Italia in generale. Io cambierei anche solo... Purtroppo, se posso, mi permette, purtroppo la semplificazione non è eliminare le intercettazioni, ecco. No, le intercettazioni tocchiamo un argomento, le intercettazioni. Non banalizziamo, dai, non banalizziamo. No, non è banale quello che dico, è una battuta e una provocazione, questo sì. Quindi noi raccogliamo la provocazione, quindi faccio rispondere prima a Sosia Vitale e poi a Montuori. Rispondo semplicemente facendo proprio riferimento al primo punto diciamo, di questo nostro incontro. Per diciamo, istruire il processo nei confronti dei casalesi ci sono stati anni e anni di intercettazioni. Poi dopo che hanno avuto riscontri con diciamo carte, documenti, appostamenti eccetera, però ci sono stati anni e anni di intercettazioni. Quindi è un mezzo istruttorio a mio avviso fondamentale. Montuori? Continuiamo a parlare di questo tema delle intercettazioni in maniera a volte superficiale. Come ha detto il ministro Nordio, non si vogliono di certo togliere le intercettazioni per mafia, o non si vogliono di certo togliere le intercettazioni quelle che vengono fatte e segrete a livello di procura centrale, nazionale. Si vogliono togliere quelle intercettazioni che servono più che altro a far uscire sui giornali notizie parziali delle persone che sono coinvolte nei fatti e che poi molte volte non si trovano assolutamente implicate in processi o in altro, e quindi quelle superficiali ha ragione Nordio a dire che non ha senso tenerle, quelle che non coinvolgono, quelle che vengono davvero usate per fini che sono quelli di colpire le persone invece che per i fini di indagine. Per cui questo tipo di intercettazioni vanno limitate, non vanno tolte, vanno limitate e vanno ridotte, come penso che il Ministro l'abbia spiegato in n occasioni, e non c'entra nulla con le intercettazioni per mafia, nulla, assolutamente nulla. C'entra che se io vado durante un procedimento a prendere una carta perché rilevo un'intercettazione, poi di quella cosa le estrapolo una parte parziale e la costruisco per andare a colpire una persona, poi ottengo solo un risultato, che ho colpito una persona che magari con quell'indagine non c'entrava nulla e viene invece dal punto di vista proprio personale magari rovinata perché le cose sono state dette in una determinata maniera. Non si notano mai le repliche rispetto ad intercettazioni sbagliate o a persone che erano indagate a causa di intercettazioni che poi nessuna colpa avevano. Su questo bisogna iniziare a mettere molta attenzione. Il Ministro Nordio è un garantista e su questo ci metterà l'attenzione massima, il che non vuol dire non essere fermi contro la mafia o non usare tutti gli strumenti, e intercettazioni comprese, contro la criminalità, cosa che ha sottolineato più volte il Ministro Nordio. Io non banalizzerei. Allora mi permetto ancora, in quel caso, fosse così, avrebbe dovuto dire: faccio una legge, cosa che c'è comunque, o la pesantisco, vediamo, visto che insomma l'hanno fatto sui Rai eccetera. Allora dico, faccio una normativa chiara, precisa, guai a chi pubblica le intercettazioni. Questo doveva fare. Non è una normativa. Non eliminarle, limitarle. Perché, scusami, il senno di poi tutti siamo capaci di fare un passo indietro e di girare i discorsi, ma siccome che nessuno è nato stupido, tantomeno noi, che quantomeno, almeno insomma per quello che posso capire mi informo prima di parlare, allora dico, avrebbe dovuto dire un'altra cosa. Ma si informi bene, perché lui non ha mai detto quello che lei sta dicendo. Non ha detto di eliminare tutte le intercettazioni, ha detto di eliminare le intercettazioni che poi vengono sfilate per motivi che sono diversi da quello che è lo scopo dell'indagine, perché entrando tra le prove poi vengono utilizzate da altri per andare a rovinare la vita delle persone, ma non contro la criminalità. Abbiamo arrestato, voglio dire, Matteo Messina Denaro. Ripeto, non si usano le intercettazioni per rovinare le persone. Su questo sono d'accordo. Limitarle è un altro discorso. Ci sono parecchi casi nella storia italiana del fatto, quindi va modificata la norma. Sì, ma non è che un attimo, perché sennò fate non devono essere pubblicate. Sì, no, se no fate a due. Sentiamo un attimo Alessandro Manera che voleva anche parlare. No, allora sono d'accordo con quello che dice Giuseppe Montuori, che effettivamente non è così.
Però concordo anche sul fatto che la pubblicazione, il problema è che il mondo si è un po' evoluto. Se entrano nelle prove questioni personali, dai, ce lo ricordiamo tutti quando Berlusconi era preso alla berlina perché parlava con fidanzate o così, c'entravano con l'indagine, non ho capito. Il problema qual è? Che al giorno d'oggi tu quelle intercettazioni quando entrano nelle prove le pubblichi su un sito ovunque, non è che devono andare sui giornali, perché la carta stampata, la televisione possono avere anche la deontologia, ma quando tu le pubblichi su Facebook o su YouTube perché pubblichi l'audio, cioè non è che riesci a fermarla questa cosa. Adesso diciamo francamente, dottoressa, quindi è cambiato il mondo, non è che va tutto sul cartaceo o in televisione, lo pubblichi su internet e poi vai a beccare chi è stato. Però intanto hai messo la berlina, famiglie, questioni personali, quindi se fossero perfettamente blindate, segretate, sì, ma se uno parla di altre cose, attenzione, poi c'è un'altra cosa, diciamocelo questo chi fa politica, perché diciamocelo, no? E su questo sono molto d'accordo, l'ho sentito personalmente con il dottor Nordio. Cioè, quante volte chiunque fa politica ti chiama uno e ti dice ascolta, guarda che cos'è sta roba, tu dici sì, va bene, e non gli dai seguito, non è che lo denunzi, cioè bisogna prendere anche sempre il contesto di come avvengono le cose, perché altrimenti chi fa politica lo sa, ti dice alla signora guarda che sì, non sta preoccuparti, però non è che gli dai corso, quindi questo è importante quello che ha detto Montuori, cioè bisogna vedere il contesto ed evitare di parlare di cose che non c'entrano con un processo, perché altrimenti, ripeto, io me stesso quante volte mi chiamano, no ma ho detto sì, chiusa là, cosa faccio? Lo denuncio? Cosa faccio? Vado dai carabinieri perché magari è una signora che mi dice ti devi fare questo e sai benissimo non puoi farlo. Cioè, vediamo anche il contesto delle cose, dottoressa. E ripeto, se fosse seguire solo la deontologia, giustamente la carta stampata, i giornalisti, quelli che seguono la deontologia e le televisioni non lo farebbero. Ma esiste uno strumento che è internet, Facebook, i social media, dove tu sfuggi, anche perché spesso non sono in Italia, a quello che è la normativa. Come le fermiamo queste cose? Perché se rovinano uno di noi, tanto per rovinarci, non è neanche giusto, perché, dottoressa, guardi che a turno arriva a tutti, ce lo ricordo quando pubblicavano le cose di Renzi che non c'entravano nulla col processo, allora lì guai e poi, ma giustamente, non c'entravano nulla, erano questioni personali sue. Scusate. Vitale? Che dire? Hanno già detto tutto, no? Faccio una battuta per il processo alla Juventus. No, non tocchiamo sto argomento. No, questa non poteva fare. No, ma per spiegare, io so, perciò io ho detto, so che Juventus. Allora, quando è apparsa sui giornali appunto le interviste, le riportate, le battute odio la Juventus di Santoriello, del pubblico ministero di Santoriello, tutti quanti noi abbiamo avuto un momento, no? Dico, è il pubblico ministero che sta indagando sulla squadra che dichiara apertamente. Poi dopo hanno mandato anche l'intervista e lì vedi il tono scherzoso, la battuta, eccetera. Ma queste cose però sulle intercettazioni documentali che arrivano all'avvocato come arrivano al giudice, questo tono, il contesto eccetera, non sempre risultano. Quindi l'attenzione, e condivido quello che diceva l'assessore, l'attenzione che ci deve essere nella pubblicazione, nel far uscire, eccetera, è dovuta al fatto proprio che il mezzo istruttorio non riesce a spiegare bene quello che è il contesto e quindi la possibile valenza probatoria di queste intercettazioni. Vorrei dire che ho delle chat in cui mi cioè se dovessi mai fare un'inchiesta su qualche squadra di Milano, un giorno della mia carriera mi arrestano, perché ci sono delle chat che testimoniano il fatto che io sia juventino, quindi concordo, però noi scherziamo, però attenzione, non abbiamo famiglie su queste cose. Io scherzo dico. Certo. Anna Maria Bigon, prima l'avevo bloccata. Volevo precisare appunto questo aspetto qua, e credo di essere stata chiara, poi non lo dico più. Non vanno pubblicate, punto. Questo deve intervenire il ministro. E i mezzi ci sono. Ma non è così, però. Montuori.
non è che non, cioè, va bene, siamo tutti d'accordo che non vanno pubblicate, ma nel momento in cui sono messe agli atti, purtroppo chiunque può farle uscire, è questo l'aspetto. Quindi o non si fanno per alcune cose, oppure cioè, non c'è una via di mezzo. Va condannato chi le pubblica e chi le fa uscire. Va condannato, perché non è giusto che una persona ci rimetta. È vero però che il contesto ci deve essere. Come diceva perfettamente Manera, oggi un conto è la diffamazione a mezzo stampa, ma purtroppo Facebook è difficile da governare, sono strumenti che oggi sono una gogna mediatica che si basa sul nulla, perché sono esternazioni prese tra l'altro senza le cadenze, senza le affermazioni, che rischiano di rovinare una vita. Servono? Io credo di no, e Nordio l'ha spiegato benissimo, poi ognuno terrà la sua posizione e il ministro credo andrà avanti sapendo una cosa, che è una certezza, che Carlo Nordio insieme a Fratelli d'Italia che lui rappresenta, di certo non ridurrà mai quegli strumenti dedicati a combattere la criminalità e la mafia. Stavi dicendo qualcosa, Alessandro? No, ma sono chiare le posizioni, però ripeto, non pensiamo che non succeda a giro a qualcuno, ecco, cioè, perché chi è stato diciamo lì a dire questo, poi purtroppo gli è successo al contrario, e giustamente come dice l'avvocato, il tono, certo, il contesto, sono diversi. Attenzione, perché io su questo sono molto attento, perché abbiamo rovinato carriere politiche, vite personali. Poi chi gli ha restituito? Ce lo ricordiamo Ottaviano del Turco cosa avvenne? Mamma mia. Cioè, guarda, ti dico uno che io no. Ottaviano del Turco cosa avvenne? Certo. Chi gliela restituisce? Da presidente di regione? Chi gliela restituisce adesso questa cosa qua? Perché siamo tutti garantisti, ma dopo con gli altri. Chi gliela restituisce? Certo. Una brava persona che ha dimostrato una propria vita. Chi gliela restituisce, dottoressa? Quindi occhio, perché i mezzi di comunicazione attuali sono diversi da un tempo. Scusa, non avevo capito che parlavi con me, perdonami. No, in generale, era una questione in generale, scusa, era una questione in generale. No, ma guarda che io sono perfettamente d'accordo e ti ripeto, sarei molto più dura nella pubblicazione, questo te lo garantisco. Ma non riesci a fermarla. Cioè, nel senso, non è che limitando le intercettazioni questo non succeda, purtroppo, succederà ancora. Ma devi spegnere il microfono quando stai parlando uno sta parlando con l'amante, non puoi pubblicare una roba del genere, perché lo rovini. Quando entra nel processo, dopo uno ci fa una foto o un avvocato la mette fuori, lo pubblica sul sito San Marino, ma chi lo ferma? Chi ha intercettato, se tu vuoi, può farlo uscire comunque. Hai capito che è una questione di conseguenza? Perché nel momento in cui intercetti non è che tagli il discorso, tu prendi la conversazione. Io credo che sia così, non faccio questo mestiere, magari sbaglio, però dico, hai capito perché presumo insomma che le intercettazioni sia che tu metti sotto controllo le attività colloquiali relazionali telefoniche delle persone e non lo fai perché non sei lì. Ecco. E quello è il discorso. Il timore è che succederà lo stesso. Scusami, finisco un attimo. C'è da spiegare, guardi, scusi, però forse si deve informare un po' meglio, glielo dico sinceramente. No, calma, no, scusami, a me queste cose qua non le dici, perdonami, non è che parlo a caso. Forse c'è altro. Lei non ha capito tecnicamente quello che le stiamo dicendo. No, queste cose qua non me le dici. Scusate, perché sennò in due... allora, Montuori stava cercando di spiegare che... C'è un avvocato in studio che può spiegare perfettamente come avviene. Allora, prima di spiegare questa che insomma è importante, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e torniamo subito in studio. Siamo tornati in studio, stiamo parlando di intercettazioni e ci stavamo apprestando a sentire tecnicamente, come diceva Montuori, il fatto che vengono trascritte. Sì, si riferiva al discorso che circa 2 anni fa c'è stata una nuova modifica appunto più stringente, più limitativa delle trascrizioni, delle intercettazioni non pertinenti rispetto all'indagine in corso, per cui appunto è già prevista questa che non entrano a far parte del fascicolo del pubblico ministero, fascicolo che poi alla conclusione delle indagini, quando c'è il provvedimento del 415 bis, entra a far parte, cioè è messa a disposizione degli avvocati e quindi ha una maggior pubblicità. Ecco, questo stava dicendo Montuori ed è vero quello che dice. Anna Vigon, prima l'ho interrotta. No, era proprio questo, cioè nel senso che effettivamente non è che sia possibile tagliarle
La trascrizione comunque viene fatta, è prevista la normativa e non viene inserita poi nel fascicolo. Di per sé però esce lo stesso. Allora dico, lo strumento a mio parere necessario è quello di appesantire la pena e la certezza della pena sulla pubblicazione, che non va assolutamente fatta. Cioè, quindi secondo lei non andrebbe proprio fatta la trascrizione, questo è il suo... No, non vanno pubblicate, perché la trascrizione purtroppo credo che sia nel momento in cui si trascrive una conversazione, quella che la sta recependo, com'è possibile che interrompa nel momento in cui, perché magari sta ascoltando un discorso, io credo che sia questo il fatto. Diventa difficile per la persona stessa interrompere nel momento in cui magari non riguarda la conversazione, se all'interno della conversazione stessa ci sono più fatti. Questo lo sappiamo, insomma, da codici penali, io credo che sia così, per cui diventa difficile. Appesantirei invece la pena per chi le pubblica. È d'accordo Manera su questo? Sì, no. Sarebbe da cambiare un po' il sistema però, perché è difficile non... No, ma è corretto quello che dice, in realtà è corretto quello che dice, ma nel mondo attuale dei social media è totalmente inapplicabile. Perché io come faccio a bloccare un sito della Slovenia che pubblica delle foto, delle cose? Come facciamo? Non si può. Questo valeva solo quando c'era la carta stampata, i giornali, diciamo che eravamo... e anche lì succedeva mani pulite, ce lo ricordiamo. Anna Bigon diceva bloccarle prima che escano. Ma non è complesso, perché mentre due persone che magari hanno connivenze anche personali parlano, cioè non è che cominciano a parlare di una cosa, finito l'argomento parlano di donne, poi parlano di mangiare, poi parlano di sport. Parlano e nelle conversazioni vengono fuori tante cose, magari anche non esplicite, quindi anche lì capire il tono, è scherzoso, stanno giocando, stanno facendo... Cioè, è molto complesso, ma questo sarebbe, secondo me, l'indagine a monte, che a un certo punto dice questa roba la cancelliamo proprio perché non c'entra niente. Quando tu le trascrivi e iniziano a girare per atti, e lì è finita, perché in mano a qualcuno vanno... No, ma guarda che hai ragione, però nel momento in cui le cancelli è perché sono già trascritte. No, potresti a monte evitare di trascrivere. E come non è fai? Penso che sia veramente difficile. Non siamo al telegrafo, cioè adesso riusciamo a correggere una foto, non puoi cancellare una parte di una conversazione cancellandola, cioè adesso va bene tutto, ma adesso siamo anche nel 2023. Ma da dove la cancelli? La cancelli prima della pubblicazione su cartaceo, ci metti un suono sopra in cui cancelli quella parte che non c'entra niente, lo puoi fare. Se no, scusa, cosa serve la polizia? Cioè, altrimenti andiamo tutto a... Ma quello che volevo dire è che nel momento in cui qualcuno la vede può uscire ugualmente, perché dipende sempre dall'integrità della persona. Nel momento in cui la cancelli vuol dire che qualcuno l'ha sentita. È come adesso sono vietate. Perché succede? Perché la pubblicano su cartaceo, e quando le pubblichi su cartaceo è finita, perché lì basta una foto, basta una cosa e gira. Se tu ci metti un suono sopra, è un suono che cancella quella parte di conversazione. Ci sarà un master file a monte che sarà a disposizione di pochissimi, che in caso viene ripreso, ma alla fine la parte col suono cancella questo. Io vedo scuotere un po' la testa. Non è proprio così, perché il controllo sulla validità, su quello che è rilevante e quello che non è rilevante, non lo può fare la polizia giudiziaria. Certo, stiamo parlando col magistrato, chiaramente. Quindi deve essere il magistrato, e quindi presumo che il magistrato, perché non ho mai fatto parte dell'attività di polizia giudiziaria, presumo che il magistrato le debba leggere, insomma, presumo, soprattutto quando sono anni e anni di intercettazioni. Quindi insomma il problema in realtà è difficile poi da... Il problema nell'applicazione pratica è difficile. Quindi si arriverà secondo voi ad una... Adesso no. Io spero molto in ministro, insomma, che possa mettere in pratica quello che sono anni che lo conosciamo, diciamo, certo, che parla di queste cose, non è una novità, e quindi sono speranzoso. Noi fra l'altro abbiamo perso il collegamento con Giuseppe Montuori, speriamo che si possa ricollegare. Le speranze adesso sono tutte guardano in questa riforma a più... Sì, è una cosa molto complessa. Qui, ripeto, avevo fortuna di avere un avvocato, diciamo, ha molte sfaccettature, ed è come un po' per gli appalti, no? Quando tu apri tanto, ottieni velocità,
però magari entrano delle a discapito di quando chiudi tanto magari ci mettono tanto, ma sei più preciso sulle cose. C'è a dire che in questa situazione non possiamo rimanere, perché lo vediamo con questo discorso di intercettazione, no? Noi ci rifacciamo a dei concetti, fra virgolette, da mani pulite che valevano in quegli anni lì in cui c'erano dei canali. Noi dobbiamo attualizzare le cose perché il mondo è cambiato, lo diciamo sinceramente, e quindi dobbiamo cambiare anche la giustizia. Ci sono reati nuovi, reati più gravi, reati meno gravi, reati per fortuna che si estingueranno, perché diciamolo francamente, c'è qualche reato anche che si estinguerà, io spero, perché non è, anche ricalibrare certi tipi di reati, perché ormai stiamo arrivando in un paese, su questo mi sembra di arrivare nel post Clinton, no? Dopo la Lewinsky, cioè in cui anche la mezza parola diventa, cioè attenzione che noi siamo anche italiani, abbiamo anche la nostra cultura, non prendiamo il peggio degli altri paesi, cioè continuiamo a mantenere quello che è, magari come ha detto odio la Juve in una conversazione, dobbiamo anche prendere il fatto che sia una battuta, cioè, quindi io non guardo mai gli altri paesi con grande, cioè, sì, li amo, ma preferisco l'Italia, il Veneto e Treviso sicuro. L'abbiamo ritrovato, Giuseppe bellezza. Montuori. Avevo paura di essere intercettato. Ma io volevo chiedere prima a Anna Maria Bigon e poi a Giuseppe Montuori, anche per chiudere poi, visto che siamo quasi al termine della prima edizione, lei è fiduciosa in questa riforma della giustizia di Nordio? Ma guardi, fiduciosa no, lo sono sempre, però no, per rappresentanza di un partito sicuramente diverso, per cui magari avrà delle idee completamente diverse da quelle che io esprimo, ma indipendentemente da questo penso di essere abbastanza obiettiva nel dire che se una cosa può andare bene per tutti ben venga, indipendentemente da chi la fa, e ci mancherebbe altro, bisogna essere anche onesti. Dalle prime battute che ha fatto mi preoccupa. Certo è che deve essere semplificato il procedimento, deve essere più corto, deve essere una certezza della pena, questo lo diciamo tutti da anni. Di fatto questo non è mai avvenuto. Partiamo dalla formazione, partiamo dall'integrazione del personale che manca, anche di cancelleria, e quindi cerchiamo di dare supporto e strumenti intanto all'organo giudiziario di poter lavorare bene. Questo è un primo passo che dovrebbe essere fatto, investendo anche delle somme di denaro importanti. Dopodiché io credo che ogni cittadino e anche ogni impresa, se non mettiamo mano veramente a una riforma della giustizia, da una parte non si investe, dall'altro il debole ci rimette sempre. Per cui la riforma va fatta, dobbiamo farla nel modo migliore. Non credo che Nordio lo farà come la voglio io. Ecco, Giuseppe Montuori, per chiudere. Io credo che invece Nordio farà un'eccellente riforma, cercando di ottimizzare i costi dell'amministrazione della giustizia per poi rigirarli, sicuramente in questo sono d'accordo, sul personale, quindi sono fiducioso in Carlo Nordio prima di tutto per la sua competenza e la sua conoscenza del mondo della magistratura e della giustizia, e poi perché, essendo di Fratelli d'Italia, sicuramente farà le cose con coscienza nell'interesse dei cittadini. Siamo arrivati al termine, ringrazio tutti, ringrazio Giuseppe Montuori che ha terminato ora, e Anna Maria Bigon, Alessandro Manera che ci hanno raggiunti qua in studio, e anche Socio Vitale, grazie, anche perché insomma ci ha chiarito alcuni aspetti tecnici che erano difficili. Grazie a voi, grazie anche ai registi che ci hanno seguito, e arrivederci, a domani.